Ok, siamo in diretta. Allora, buongiorno a tutti. Buongiorno. Io Buongiorno. sono, per chi non mi conosce, sono Salvatore Baiamonte, sono un membro fondatore e membro del consiglio direttivo di Cariem SC. Allora, benvenuti. Oggi abbiamo anche alcuni ospiti perché questo è un seminario, ovviamente, cioè, come sapete, sulla scrittura ortografica. Ci saranno un sacco di cose da dire, adesso proietteremo anche le slide così riusciremo un po' a seguire meglio i vari discorsi. E Ok. stavo pensando un'altra cosa che come al solito ho dimenticato. Ok, come sarà strutturato questo seminario? Allora, fondamentalmente avremo tre parti, ok? Ci sarà la prima parte in cui illustreremo un po' le questioni ortografiche, nel senso a livello un po' più teorico e generale, quindi capire perché sono state fatte certe scelte ortografiche. La seconda parte sarà quella di poi illustrazione un po', diciamo, il più sommariamente possibile, diciamo, delle varie strategie ortografiche e poi la terza parte, una parte pratica, perché ovviamente dobbiamo cominciare a impratichirci, quindi a un certo punto io vi darò un 10 minuti di tempo, avrete davanti un testo molto breve, molto facile in italiano e proverete a tradurlo usando però diciamo, norme, non neanche le norme non va bene, le prescrizioni non va bene, le indicazioni Indicazioni, ortografiche meglio sì. che vedremo. Allora, io ok, nel frattempo condivido lo schermo, così. Oh. Allora, vedete la presentazione? Sì. Ok, perfetto. Allora, quando trovo... Ok. Allora, innanzitutto, è molto molto importante fare una distinzione tra ortografia e trascrizione. Allora, l'ortografia possiamo definirla come un modo di scrittura convenzionale per veicolare dei significati. Cioè, si decide la tal cosa viene scritta in un certo modo, ma fondamentalmente non tanto per comunicare, come posso dire, una cosa, è più per veicolare un'idea che non magari una pronuncia. Faccio una piccola interruzione. Visto che io qui ho la cabina di regia, per ora disattivo, ci sono dei microfoni, cioè, mi torna indietro la mia voce, quindi disattivo i vostri microfoni, ok? Poi comunque Ok. potete attivarli voi. Ovviamente facciamo una cosa, se avete domande ovviamente accendete il microfono e parlate, ok? Ok, allora, stavamo dicendo che sì, quindi, mentre la trascrizione, non so se vedete ancora la presentazione, giusto? Ok, perfetto. Mentre la trascrizione è più che altro è un modo per veicolare dei significati, certamente, ma soprattutto prestando una particolare attenzione alla sostanza fonica. Ora, se voi guardate la diapositiva che avete davanti, ci sono un attimo, ok, l'abbiamo messo l'etimo di ortografia, l'etimo di trascrizione
E poi abbiamo sotto, diciamo, dei confronti. Sotto ortografia voi leggete la parola bottiglia, ok? Sotto trascrizione, che cosa c'è scritto? Sotto trascrizione c'è scritta, è sempre la parola bottiglia, ma scritta in un modo un po' diverso, ovvero è stata trascritta usando l'alfabeto fonetico internazionale. Ora, l'alfabeto fonetico internazionale è uno strumento che è stato messo a punto dall'Associazione Internazionale di Fonetica, se non ricordo male, così che si potessero effettuare a livello scientifico delle trascrizioni del parlato rappresentando ogni singolo suono che viene pronunciato. E infatti, che cosa vediamo? Se guardate voi al centro in basso, abbiamo la parola bottiglia e cosa vediamo? Notiamo che praticamente noi non rappresentiamo, non associamo semplicemente una lettera ad un suono, innanzitutto, perché come vedete abbiamo che B, abbiamo T, ma poi arriviamo agli I. Quindi con tre lettere, lo chiamiamo trigramma, noi esprimiamo un solo suono, che tra l'altro è sempre in italiano è sempre lungo. Ora, tornando un attimo al discorso di a quello che c'è scritto sotto trascrizione. Vedete che la parola bottiglia è trascritta in due modi. Come li leggiamo questi due modi? Il primo è la parola è pronunciato bottiglia. Il secondo modo è pronunciato bottiglia. Ora, qual è la differenza tra queste due pronunce che io ho cercato di proporvi? La prima è quella dell'italiano standard, cioè l'italiano ha anche un modo standard di essere pronunciato, che poi in realtà al di fuori della Toscana è molto difficile sentire a meno che non si sia frequentato un corso di dizione. Il secondo, bottiglia, è il modo in cui i siciliani pronunciano la parola bottiglia. Ok? Perché quando i siciliani parlano in italiano non traspongono esattamente tutti i suoni del toscano. Perché? Perché in siciliano non abbiamo alcuni suoni, quindi già in italiano, poi ovviamente quando parliamo in italiano, il nostro italiano viene influenzato dal siciliano. Quindi, ad esempio, in generale, soprattutto per esempio, io sono palermitano, a Palermo, da bravi siciliani, non abbiamo le O chiuse, ma solo le O aperte. Quindi diciamo scusate, bottiglia, bottiglia. E poi non abbiamo il suono gli, che è un suono un po' particolare, a tratti in certe aree è più complesso pronunciarlo e quindi lo sostituiamo praticamente col suono y, tipo di ieri. Ora, come vedete, quando noi scriviamo in maniera ortografica, eh, scusate, veicoliamo sì un significato, ma possiamo anche veicolare un'idealizzazione della pronuncia. Se noi andiamo avanti, allora, ehm, questo dunque, c'era una cosa che ho pensato adesso, no, cioè, non so se dirvela adesso o dopo. Allora, ne parleremo dopo. Allora, quindi ci fermiamo un attimo e adesso cerchiamo di capire il perché sono state fatte certe scelte. Allora, certe questioni per le lingue minoritarie sono sempre delle questioni un po' spinose.
nel senso che è sempre difficile prendere certe decisioni, soprattutto quando in un paese come l'Italia la lingua nazionale, che è l'italiano, viene molto, diciamo, privilegiata, cioè viene sì, fondamentalmente sì, viene privilegiata, viene molto favorita. Ora, sebbene in Sicilia quasi tutti praticamente parlino siciliano, noi ci troviamo a vivere in un mondo fondamentalmente italofono, perché comunque se noi andiamo in giro per strada vediamo che le insegne dei negozi sono in italiano in genere, anche la segnaletica stradale. Questo è quello che chiamiamo language landscape, cioè il paesaggio linguistico. Ora, è molto importante tenere in considerazione questa cosa. Dal momento in cui viviamo praticamente circondati dall'italiano anche, ehm, è importante, visto che poi l'italiano è la nostra lingua tetto, che le scelte ortografiche non si discostino troppo da quelle dell'italiano. Cioè, nel momento in cui viene messa in piedi l'ortografia per una lingua minoritaria, è molto importante che questa non si discosti troppo dall'ortografia della lingua nazionale. Perché? Eh, pensate un po', pensate se mettessimo in piedi un'ortografia stravagante, magari con un nuovo alfabeto. Diciamo che è molto probabile che la cosa non avrebbe successo. Perché? Non avrebbe successo molto semplicemente perché il nostro cervello è già abituato ad usare un certo sistema alfabetico, certe strutture, certe strategie ortografiche. Per cui creare un'ortografia eh, troppo diversa o troppo complicata, quindi troppo diversa, diciamo, da quella della lingua nazionale, rischia di non portare alcun effetto positivo diciamo, nella salvaguardia della lingua. È logico che poi la possibilità di fare certe cose diventa anche direttamente proporzionale all'attenzione che vi viene dedicata, ad esempio, all'interno del sistema scolastico, nel senso che se il siciliano fosse insegnato a scuola, si potrebbe forse tentare di mettere in piedi un'ortografia forse un po' più complessa, diciamo. Però anche qui i risultati non sono garantiti, diciamo. Ora, è molto importante sottolineare un'altra cosa. Il fatto di usare un'ortografia che si avvicini molto all'ortografia della lingua nazionale non significa, come possiamo dire, che allora, facciamo che lo rifraseggio. Se noi in siciliano usiamo le strategie ortografiche che si usano in italiano, il siciliano non diventa meno siciliano soltanto perché ci appoggiamo a certe scelte ortografiche. E vi riporto il caso della riforma che interessò il turco nel 1928. Con Atatürk
si cercò di avvicinare la Turchia un po' di più ai paesi europei, insomma. Ora, fino a quel momento il turco sfruttava l'alfabeto arabo per scrivere. Scusate, mi segnalano che io, dunque, non stiamo mostrando le slide, ok, perché me lo sono scordato. Scusate, quindi stavamo dicendo che ok, sì, nel 1928 viene intrapresa questa riforma ortografica per il turco e si passa dall'uso dell'alfabeto arabo all'uso dell'alfabeto latino. Il fatto che il turco abbia vissuto questo passaggio di ortografia non lo rende meno turco di quanto fosse prima, anche perché comunque il turco non è una lingua semitica, cioè non fa parte della stessa famiglia linguistica dell'arabo. Ora, fatta questa premessa, non mi ricordo se ce ne sono altre, però mi sa che dovrò vedere. Ditemi una cosa, fatemi dicendo con la testa. Vedete giusto le slide? Ok. Perché prima mi ero dimenticato di selezionare la pagina, quindi adesso vi mostro semplicemente, soprattutto più che altro per il pubblico che ci guarda da casa. Questa è la slide che abbiamo messo prima, vi chiedo scusa, eh, in cui parlavamo di ortografia e trascrizione e potete vedere la parola bottiglia scritta in maniera ortografica in italiano, la parola bottiglia scritta in maniera trascrittoria, quindi scrivendo ogni singolo suono usando l'alfabeto fonetico internazionale. Faccio una piccola precisazione a proposito, ovviamente non esiste soltanto l'alfabeto fonetico per trascrivere, esistono anche dei sistemi di trascrizione un po' più semplici che magari privilegiano l'uso di diacritici piuttosto che l'uso di segni differenti per ogni singolo suono, come fa l'IPA. Allora, fatte queste considerazioni, cerchiamo di capire che tipo di ortografia è quella messa in piedi dal Comitato Standardizzazione di Caremia Sicilia. Innanzitutto, allora, voi dovete sapere che, diciamo, non so bene se dire in linguistica o in sociologia. Comunque, non esistono lingue migliori o peggiori di altre e allo stesso modo non esistono dialetti migliori o peggiori di altri. Nel senso che, prendiamo l'esempio dell'italiano. L'italiano noi sappiamo che era il dialetto di Firenze, eccetera, eccetera, non è che fosse migliore degli altri dialetti parlati in Italia, diciamo. Semplicemente l'area della Toscana ha vissuto un periodo economico, un periodo storico molto fiorente dal punto di vista economico, culturale, eccetera, eccetera. Ragion per cui il fiorentino poi ha avuto un po' la meglio anche su altre parlate italiane. Noi abbiamo riflettuto a lungo su questa cosa e ci siamo resi conto, cioè abbiamo tenuto molto in considerazione il fatto che, diciamo, tutte le lingue, tutti i dialetti hanno la stessa dignità. Per cui il tipo di ortografia che abbiamo messo in piedi cerca di rispettare il più possibile diciamo, possiamo dire, le caratteristiche dei vari dialetti. Ora,
creare uno standard ortografico significa tuttavia dover fare delle scelte. Per cui ad un certo punto ci sono delle scelte ortografiche che vengono considerate come, diciamo, standard, altre invece come non standard. Una cosa molto importante è che non è che la versione, se noi abbiamo una certa parola, la versione standard, diciamo, non è, diciamo, migliore di quella non standard, semplicemente è una convenzione. La convenzione che diciamo, per semplificare le cose si dovrebbe seguire. Ora, è molto importante portare sempre a mente che lo scritto e il parlato non coincidono quasi mai in praticamente nessuna lingua. Perché? Perché comunque è molto difficile mettere per iscritto certe peculiarità del parlato, tant'è che ad oggi ci si riesce soltanto con l'alfabeto fonetico, però anche un breve testo scritto usando l'alfabeto fonetico può risultare molto difficile da capire, anche perché ha, direi, se non sbaglio, siamo sulla quarantina di simboli, quarantina, tra i 40 e i 50 simboli, se non ricordo male. Quindi capite che è uno sforzo importante, per cui si impara a scrivere in un certo modo e poi in realtà le pronunce si assegnano in modo un po' arbitrario. Ora, tornando al discorso di prima, che quando vedevamo la parola bottiglia, tutti in italiano scriviamo bottiglia, B-O-T-T-I-G-L-I-A, tutti. Poi ovviamente ognuno lo pronuncia a modo proprio, ok? Ora, come lo facciamo in italiano? Perché anche se non sembra, lo facciamo tutti in italiano. Quando ci spostiamo in Italia, noi ci rendiamo conto che ci sono delle pronunce diverse dalle nostre. È la stessa cosa che faremo con questa ortografia. Cioè, noi scriviamo tutti una tal parola in un certo modo e poi ognuno di noi assegna a quella parola la pronuncia che gli è naturale, nel senso quella che appartiene al proprio dialetto. Ora, è importante entrare bene in questo, entrare diciamo molto bene in questo meccanismo, perché soprattutto per chi parla delle lingue come l'italiano, che hanno un'alta corrispondenza, anche se non perfetta, tra scritto e parlato, può essere un po' difficile capire questo meccanismo. Prendiamo delle lingue come il francese, come l'inglese. Noi vediamo che l'ortografia è molto diversa rispetto al parlato, cioè non abbiamo sempre un suono, una lettera, come spesso accade ad esempio in italiano, soprattutto in francese. Quindi imparare a ragionare in questi termini è molto importante per imparare a gestire l'ortografia, anche perché comunque un testo scritto dovrebbe anche poter essere letto, quindi bisogna un attimino capire un po' i meccanismi anche del proprio dialetto e poi semplicemente trasporsi quando ci si trova a diciamo, leggere un testo. Ora, ovviamente è importante tenere in considerazione anche quello che circonda la lingua. In particolare noi l'abbiamo fatto tenendo molto in considerazione la letteratura, quindi molte scelte di quelle che avremo fatto sono in realtà scelte
che vedono la loro origine nella letteratura siciliana, che ha avuto dal punto di vista dell'ortografia un'evoluzione un po', diciamo, burrascosa, nel senso che dal 600 in poi si è cominciato ad usare un'ortografia più di tipo italiano, che non, abbandonando quindi un po' l'ortografia che si era stabilita, eh, che possiamo trovare anche negli scritti di alcuni poeti della scuola siciliana, ad esempio. Ora, io spero che sia tutto chiaro. Se avete domande, ovviamente io nel frattempo controllo, do un'occhiata se abbiamo delle domande sotto la condivisione in pagina. Allora, vediamo se mi servirebbe, in effetti servirebbe. Allora, hanno commentato. Ok, non abbiamo domande, perfetto. Allora, tutto bene ragazze? Ci siete? Ok, allora andiamo avanti con la nostra presentazione. Approccio, quindi adesso è il momento di approcciarci a. Mi sentite adesso? Sì. Mi sentite? Ok, mi sentite giusto? Vediamo se. Ok, perfetto. Allora, ok, adesso quindi ci approcciamo all'ortografia. Allora, partiamo partiamo dai diacritici. Che cosa sono i diacritici? I diacritici sono tutti quei piccoli segni, diciamo, adesso io ve la sto ovviamente semplificando perché comunque non facciamo le cose troppo difficili, l'importante è che capiate. Sono tutti quei piccoli segni che vanno a circondare le lettere che usiamo per specificarne la pronuncia. Ora, quindi accenti, apostrofi, così. Principalmente i diacritici che usiamo in siciliano sono tre. Innanzitutto partiamo con l'accento grave con funzione grafica. Quindi, cosa significa accento grave con funzione grafica? È un accento grave, quindi non usiamo in siciliano l'accento acuto, e lo utilizziamo per mostrare dove cade l'accento. Quindi c'è anche allora, fondamentalmente il modo per capire se dobbiamo rappresentarlo è fare la divisione in sillabe. Quando noi sillabiamo, innanzitutto contiamo le lettere dalla fine della parola. Se l'accento cade sulla penultima sillaba, quindi fondamentalmente come in italiano, non lo rappresentiamo graficamente, quindi in automatico. Se non c'è accento vuol dire che cade sulla penultima. Quindi, mentre in tutti gli altri casi, che sia l'ultima o che sia dalla terzultima indietro, rappresentiamo invece l'accento graficamente. Diciamo che per i madrelingua non è esattamente necessario. Io vi faccio l'esempio del russo. I libri di testo per studenti sono pieni zeppi di accento, perché come in italiano, come il siciliano, l'accento è abbastanza mobile, non è sempre logico capire dove cade, a differenza ad esempio di lingue come il francese, dove l'accento cade sempre sull'ultima sillaba. Ragion per cui
Eh, ragione per cui, dunque, stavo pensando, quindi sì, sappiamo che, quindi, sulla penultima non lo rappresenta. Tranne in un caso, dunque, ci sono alcune parole, come potete vedere dalla slide, che finiscono in ia o ya, oppure iu o iu. Si tratta dei cosiddetti dittonghi e iadi. Allora, che cosa sono i dittonghi? I dittonghi sono quei gruppi, diciamo, di due vocali che leggiamo con una sola emissione di voce, quindi come ya, ye, come in italiano ya, ye, io, you. Quindi per esempio nella parola ieri troviamo un dittongo che è ye. Mentre gli iati, che cosa sono? Gli iati corrispondono a praticamente due vocali che corrispondono a due sillabe diverse, quindi ia e iu. Ora, vorrei che entraste un attimino in gioco e mi diceste, come vedete abbiamo scritto eh, due parole. Vi accendo io i microfoni o li accendete voi? Accendo Il mio adesso dovrebbe essere attivo. attivo. Ok, allora, innanzitutto guardiamo la prima coppia di parole, la conosci? Sai cos'è questa parola? Tu di dove sei? Scusami Daniela. Di Trapani. Di Trapani, quindi in teoria dovresti conoscerla. Amaria, non so se l'hai mai sentito dire. No. Allora, in siciliano la parola Maria è una specie di, diciamo, incantesimo, possiamo dire. Neanche incantesimo, una specie di sortilegio. Sortilegio. Ecco. Ora, questa parola Maria finisce in dittongo o in iato? Finisce finisce con un Ignato. ignato, perfetto. Quindi, visto che finisce ignato, mettiamo l'accento sull'ultima sillaba, perché sillabando avremo ma, ga, ri, a. Quindi l'accento cade sul ri. Mentre, se guardiamo la coppia di parole sotto, Tucchio. Trughio, perfetto. Quindi, in questo caso, quale dei due? La prima o la seconda che è la corretta? La prima. La prima, perché appunto abbiamo un dittongo, you. Ora, ti disattivo di nuovo, non so bene, o fai tu? Ah, faccio io, faccio io. Fai tu. Tanto adesso dovrei tornare di nuovo in gioco. Allora, diacritici. Quindi torniamo ai diacritici in generale, vediamo l'apostrofo. L'apostrofo è in genere, quando scriviamo in siciliano, una croce, perché spesso non sappiamo quando dobbiamo metterlo e quando no. Allora, la questione è molto molto semplice. Eh, Scusate, dicevo. Ok. Ok. La questione è molto molto semplice. Se una parola ha perso definitivamente un pezzo, noi non usiamo l'apostrofo. Ciò significa che, ad esempio, prendiamo l'esempio dell'italiano poco. Siccome la parola poco esiste ancora in italiano, quando scriviamo un po' mettiamo l'apostrofo. Perché? Perché la caduta della sillaba co è una caduta, diciamo, occasionale, non si verifica sempre, a seconda delle situazioni. Per cui in questo caso noi mettiamo l'apostrofo. Allora, in generale,
mettiamo allora, adesso ovviamente non stiamo a vedere tutti i casi, perché li vedremo meglio dopo, insieme. Allora, fondamentalmente noi, quando ci troviamo a scrivere, non usiamo l'apostrofo in casi come composti della preposizione "n" o "in", e poi ok, i composti con la preposizione a. Allora, io richiamo in gioco Daniela. Abbiamo anche qui delle coppie di parole, con apostrofi e senza apostrofi. Allora, il primo caso, na o no. Na con o senza apostrofo. Tu diresti, tranquilla, cioè nel senso che tu lo sappia o no, non importa. Come? Senza. Senza, molto perfetto, no, molto perfetto non si dice, molto bene. Perché senza? Perché l'articolo determinativo in siciliano ha perso definitivamente la sillaba U, quindi non abbiamo bisogno di rappresentarlo con un apostrofo. Poi, tra un pincere con o senza, tu quale diresti? Con. Mm. Allora, questa, ecco, come vedi, questa è un po' la croce di chi cerca di imparare a scrivere in siciliano. Perché mpincere è un composto è come per dire insegnare, giusto? Insegnare è un composto di in più segnare. Questo Mhm. significa che siccome la vocale di in si è persa totalmente, come in questo caso, cioè nel caso in cui si fondono in una parola sola, non lo rappresentiamo. Quindi scriviamo un vincere senza l'apostrofo, insegnare senza l'apostrofo. Allora anche indovinare fa così, zittare. Zittare, esatto, esatto, senza l'apostrofo, perché la I l'abbiamo persa totalmente nel caso in cui la particella si è unita al verbo. Mentre in altri casi, mentre però, eccezione, quando scriviamo la preposizione in, scriviamo apostrofo n. Quindi, oppure, lì poi dipende, nel senso che se la parola prima termina in vocale, noi scriviamo la preposizione come apostrofo n. Se termina in consonante, la scriviamo in proprio. Sì. Tipo, allora, in genere in siciliano sono molto rare le parole che finiscono con una consonante. Se prendiamo tipo rock and roll, ad esempio, se prendiamo rock and roll mettiamo perché rock and roll finisce con una consonante. E poi abbiamo un breve sintagma, un breve sintagma. A questi due. Ah, scusami, quando ci sei? Ci Sì, sì, sei? sì, ci sono. Ok. La terza coppia. Quale scriveresti di questi due? Quella con l'apostrofo. Quella con l'apostrofo, molto bene. Questo è un piccolo caso in cui mettiamo l'apostrofo, si tratta in pratica di parole che sono dei composti della particella a e di un verbo, come accattare. Accattare è un composto che troviamo in latino volgare ad captare. Quindi, quando noi prima abbiamo un'altra preposizione a, in questo caso noi apostrofiamo. Quindi un altro verbo, che ne so, a risbigliare, ad esempio, scriviamo a, io a, risbigliare, quindi apostrofo e le due R, senza la A. Sì. Ci siamo? È difficile? È molto difficile? No, 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 anche perché questa cosa si potrebbe più semplicemente spiegare che nel caso in cui dovessimo avere un verbo che comincia con una vocale, le due vocali insieme, magari nella scrittura non vanno bene un po' come l'italiano, e quindi quella del verbo casca e quindi si mette l'apostrofo. Esatto, molto semplicemente. Ok, Sì. mi fa piacere che hai capito. Allora,
Andiamo avanti col terzo diacritico, anche questo è forse un pochettino più, un po' più duro da apprendere. L'accento circonflesso. Allora, in genere, soprattutto molti foreigners che vogliono apprendere il siciliano, credono che l'accento circonflesso modifichi la pronuncia della vocale. Non è così. L'accento circonflesso ci va ad indicare che è stata eseguita una contrazione. E qui riportiamo come esempio due preposizioni articolate, tipo con la, il primo caso, noi abbiamo allora, l'alternanza dell'articolo a o la, quindi q la o q a, che contratto diventa ca. Ed è importante scriverlo con l'accento circonflesso perché se noi non mettiamo l'accento circonflesso va a confondersi con K, che è pronome relativo che in italiano. Allo stesso modo, QU si contrae in Q con l'accento circonflesso per distinguerlo da Q, che significa semplicemente con. Un altro esempio di contrazione che purtroppo non ho riportato sulla slide, ma me lo annoto e lo aggiungerò così poi potrete scaricarla, è la contrazione abbiamo. Soprattutto in costrutti come avirea, che è un costrutto che si usa per indicare o il futuro o anche un dovere. Se noi scriviamo amagiri, siccome è una contrazione di aviemu, scriviamo A col circonflesso, M, apostrofo A. Non so, vi mostro, faccio una cosa, scrivo molto velocemente su un foglio e vi mostro. Quindi interrompo momentaneamente poi la condivisione dello schermo. Avremo A. Allora, interrompo. Allora, io qui in questo post-it vi ho rappresentato la contrazione di avremo a ama. Lo stesso sarebbe per avidria ata, cioè in questo qui cambierebbe soltanto la T. Ataghiri, dovete andare, ad esempio. Molto complicato questo. Non so se stai parlando? No, ho attivato il microfono. No, complicato no, però diciamo che è la prima volta che vedo l'accento circonflesso per quanto riguarda la scrittura del siciliano. Ah sì, davvero. L'ho visto altre volte, però piuttosto mi chiedevo cosa rappresentasse, quindi diciamo che per quanto il siciliano sia fondamentalmente la mia lingua, il mio dialetto, non sapevo a cosa servisse nella scrittura questo accento circonflesso. Esatto, semplicemente va a indicare una contrazione. Poi qui possiamo fare delle note possiamo sì, fare delle annotazioni di tipo stilistico, nel senso che diciamo che la contrazione, la rappresentazione proprio della contrazione, stilisticamente sta meglio magari in un messaggio, cioè in un SMS,
oppure se si sta scrivendo un romanzo, ad esempio, si può usare per riportare il discorso diretto, ad esempio. Mentre per altri tipi di testo magari possiamo mantenere la versione lunga, quindi tipo AVMA, diciamo, versione più formale, e AMA per versioni più informali, ad esempio. Cosa ne pensi? Ti convince questa concezione? Sì, 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 no, no, nessuna obiezione, diciamo. Allora, visti i diacritici, andiamo avanti con, adesso sarà una specie di climax ascendente, nel senso che sarà un aumentare esponenziale. Allora, parliamo delle vocali. Le vocali sono un attimino un po' problematiche da scrivere in siciliano. Allora, fondamentalmente perché cos'è che porta, diciamo, alla difficoltà, al dubbio? È il fatto che in molti dialetti esiste questo fenomeno che chiamiamo dittongazione, ovvero partendo da una vocale romanza originariamente E, alcuni dialetti hanno dittongato in IE o IE. Quindi, ad esempio, per dire vero, a Palermo non abbiamo veru, che si trova, attenzione, in Sicilia veru è molto diffuso, ma troviamo vieru o in alcune aree vieru. La stessa cosa succede con la O romanza, che ad esempio per esempio in palermitano non abbiamo novu, abbiamo nuovo. In alcuni altri dialetti invece troviamo nuovu. Ora, ehm, allora, questo è uno dei casi in cui si agisce, diciamo, mettendo in campo delle strategie di tipo etimologico. Ora, una tendenza che è stata seguita è quella di seguire l'etimologia della parola, cioè, come posso dirvi? Allora, e poi perché appunto, essendo una pronuncia abbastanza diversificata, serve un elemento comune, quindi non so se, sì, probabilmente in realtà mi sto spiegando piuttosto male. Quindi, per fare un esempio, scriviamo tutti, ad esempio, veru, come possiamo vedere qui, però poi ognuno lo pronuncerà veru, vieru, vieru. È una cosa molto comune in realtà, ad esempio anche in russo c'è una lettera che non chiamiamo E, perché non possiamo chiamarla E ovviamente, però è nella grafia uguale alla nostra E, e quella viene sempre pronunciata IE, ad esempio. Quindi il niet, ad esempio, che ha un dittongo, è scritto diciamo NEI. Quindi vediamo che ad una sola vocale corrisponde un dittongo. È una cosa che possiamo fare molto tranquillamente anche noi. Quindi scrivere veru, certo, oppure novu, come possiamo vedere da questa slide, in caso della vocale o cori, così, e poi però ognuno gli associa la propria pronuncia. È tutto purtroppo, diciamo purtroppo, è un discorso di fare molta pratica così per abituarsi. Ora, c'è una leggenda un po' abbastanza diffusa sul siciliano, ossia che allora, diciamo, ci sono delle cose giuste, delle cose vere e delle cose non vere. A proposito in particolare delle lettere E ed O.
Molti dicono in siciliano la E e la O esistono, li troviamo soltanto accentati. È vero, questo è assolutamente vero. E se la E e la O perdono la tonicità, passano a I e U, cioè se l'accento si sposta e diventa I o diventa U. Tuttavia non è vero che possiamo avere soltanto una E o una O in una parola. Questo dipende dagli accenti secondari, cioè in genere tutte le parole hanno più o meno un solo accento. Se prendiamo, che ne so, camminare, camminare, un solo accento sulla sillaba na. Ok? Ti vedo un po' perplessa, Simo. Ci sei? Ok. Se prendiamo una parola come televisione, la televisione, questa qua ha due accenti. L'accento primario, cioè quello più importante, sulla O, come possiamo vedere dalla slide. L'accento secondario, che è diciamo, appunto un accento secondario, cade sulla E. Quindi noi vediamo come nella stessa parola abbiamo una E e una O. Ma perché possiamo avere una E e una O? Perché c'è un accento secondario. Se l'accento secondario non ci fosse stato in questa parola, noi avremmo potuto avere soltanto la O e le altre vocali che avremmo potuto trovare sarebbero state A, I e U, quindi niente E. Se ci sono domande ovviamente non fatevi scrupoli, io nel frattempo do un'occhiata, controllo se abbiamo delle domande da parte di chi ci segue. Allora, ci siamo? Vado avanti? Aspetto. Allora, io non ho capito per quale motivo si parla di accento secondario. Ok, si parla di accento secondario perché, allora aspetta, sto pensando se interrompere la condivisione, no vabbè, tanto mi sento. Si parla di accento secondario perché appunto viene posta un'enfasi che non è come quella dell'accento primario, però comunque c'è una minima enfasi. Ok. Capisci? Se tu pensi anche in italiano alla parola televisione, televisione, anche perché è un composto televisione, capito? Fondamentalmente sono due elementi e ogni elemento mantiene il proprio accento, solo che l'accento primario diventa l'accento dell'ultimo elemento. Quindi televisione, visione è l'ultimo elemento e ottiene l'accento primario. Tele è il primo e quindi ha sì una sua enfasi, perché comunque tele è un bisillabo e in un bisillabo c'è sempre una sillaba tonica, capito? Per cui mantiene per un minimo la sua tonicità. Ok, ok, grazie. Allora, procediamo con... non mi ricordo che cosa c'è dopo. Allora, consonanti. Arriviamo alle consonanti. Quindi, come vedete, il discorso delle vocali non è esattamente così complicato, nel senso che comunque basta un attimo prenderci la mano. Le consonanti sono forse la parte, direi più sì, direi assolutamente la parte più tosta dell'ortografia. Allora, però precisiamo, in molti casi, come abbiamo detto prima, abbiamo dovuto tenere in considerazione il fatto comunque di avere una lingua tetto
come l'italiano, piuttosto, diciamo, come possiamo dire, piuttosto presente, ecco, attorno a noi. Allora, qui ci sono innanzitutto alcuni piccoli tip, diciamo. Innanzitutto l'alfabeto è fondamentalmente quello italiano, con aggiunta la lettera D col puntino sotto, che vedremo dopo come usare. Ora, c'è una particolarità del siciliano, ossia che alcuni suoni sono pronunciati soltanto doppi, diciamo, non hanno la versione lene. Ad esempio, in italiano noi abbiamo, ecco, bello con una B e poi abbellire con due, ad esempio. In siciliano il suono B esiste soltanto doppio, per cui tutte le volte che dobbiamo scrivere questo suono, logicamente lo scriveremo con due B, perché appunto cerchiamo comunque di scrivere quello che sentiamo. Diciamo, questo rientra tutto all'interno del discorso del non fare un'ortografia troppo complessa. Alcuni dicono, alcune delle obiezioni che ci sono state fatte dicevano, però visto che il suono B in siciliano è sempre doppio, dovremmo rappresentarlo con una sola B. Però ci rendiamo conto che sarebbe una scelta poco logica, ecco. Cioè, se abbiamo un suono lungo, lo rappresentiamo lungo, tranne una piccola nota stilistica che all'inizio di una parola, dopo vedremo meglio quali sono questi suoni che noi siciliani pronunciamo sempre doppi, anche quando parliamo in italiano. Quindi io vi faccio l'esempio, abbiamo parlato del suono B, giusto? Abbiamo detto che in siciliano è sempre doppio, tuttavia, quando scriviamo ad esempio birdu, bello, non scriviamo con due B all'inizio, scriviamo con una. Questa è semplicemente una piccola nota stilistica, che comunque non va ad influenzare il parlato, perché è una cosa veramente radicata nel siciliano, la pronuncia del suono B doppio. Allora, io adesso ho preparato delle carrellate, per così dire, anzi aspetta, diciamo, ci sono domande? Perfetto. Allora, allora, adesso faremo una carrellata delle varie lettere, perché ogni lettera comunque viene usata per un certo tipo in un certo tipo di strategia ortografica. Quindi non sono raggruppate, cioè non sono disposte in ordine alfabetico, ma sono, diciamo, categorizzate. Allora, togliamoci subito il pensiero con le lettere che potete trovare in questa diapositiva. Le lettere F, L, M, N, P, S e T. Queste sono le lettere, diciamo, insieme alle vocali A, I e U, le lettere meno problematiche diciamo, dell'ortografia, perché se pensiamo al nostro parlare in siciliano, sono lettere che hanno sia una versione semplice che una versione doppia, per cui quando abbiamo, ad esempio, delle parole come quelle che ho riportato, filo, luce, muru, nuora, pane, suoro e tuppu, ad esempio, noi notiamo che troviamo queste lettere all'inizio, ma non è come il B di cui parlavamo prima, che lo scriviamo con una B e lo pronunciamo con due, giusto? Giusto, sono parole che hanno, cioè se noi diciamo ufilu, filo, è diciamo una sola F, per cui scriviamo una sola F. Se dobbiamo scrivere, non lo so, affukare,
per dire, un esempio qualunque, rappresenteremo questo suono con la doppia F. Ti vedo un po' ballare, cosa stai pensando? Ci siamo? Quindi queste sono le lettere assolutamente meno problematiche, perché? Perché fondamentalmente la loro ortografia corrisponde bene o male la, al modo in cui le pronunciamo. Ora, facciamo questa escalation, diciamo. Ci occupiamo adesso un attimo di quei suoni che in siciliano sono sempre doppi. Allora, in genere si tratta dei suoni B, G, R, No, qui ho fatto un piccolo errore, nel senso che mm, 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 allora B, G e Z sono sempre doppi, sia all'inizio di una parola che in mezzo, mentre dovevo fare in maniera distaccata in realtà il suono R. Allora, le parole, se prendiamo una parola come ruota, la ruota si chiama ruota, la lettera R all'inizio è sempre pronunciata doppia, però all'interno di una parola possiamo trovarla anche semplice, come caru. Se dico caru, troviamo una sola R. Noi abbiamo detto però che scriviamo ruota con una sola R per questioni proprio puramente stilistiche, proprio estetiche, puramente estetiche. Ora, qui abbiamo riportato l'esempio della parola bottiglia con questa bellissima, pesantissima B doppia all'inizio, che sempre per questioni estetiche, come dicevamo prima, scriviamo con una sola B. Poi abbiamo riportato altre parole, tra cui abbiamo barata, giusto, gelo. Io ovviamente pronuncio col mio accento palermitano urbano, diciamo, quindi ovviamente poi voi vi associate la vostra pronuncia. Gelo, ghiaccio, ruota, ziu. Queste parole mostrano hanno dei suoni doppi all'inizio, che all'inizio sono sempre doppi, però rappresentiamo con una sola B, o comunque una sola lettera. D'altronde, anche quando parliamo noi in italiano, cioè quando noi andiamo a scrivere in italiano, se dobbiamo scrivere come vi ho riportato nell'esempio, è bello, non è che scriviamo è bello con due B, lo scriviamo con una B, giusto? Per cui come vediamo, possiamo sempre fare dei parallelismi con l'italiano che ci aiutano a, a scrivere. Ciò però, come ho detto prima, non significa che delle affinità con l'ortografia italiana rendano il siciliano meno siciliano. Ora, la lettera C è un po' complessa, è un po' complessa da trattare perché, allora, diciamo che in questo caso noi ci adattiamo all'uso, fondamentalmente all'uso che ne fa l'italiano. Diciamo che dal punto di vista prettamente logico, cioè di corrispondenza tra segni e suoni, eh, in italiano la lettera C è un po' problematica perché rappresenta, perché per esempio, allora procediamo per esempi come abbiamo visto finora. Prendiamo parole come cane, cuore, coniglio, grasso. Come vediamo, la C assume la pronuncia di C ed è, diciamo, forse il caso più semplice.
Quando però, quindi dopo abbiamo visto le vocali, quindi la lettera C seguita dalle vocali A, O e U. Quando le facciamo seguire dalle vocali E ed I, solo la C però ha una pronuncia diversa, perché al rigor di logica, se cane, core, conigli sono scritti CA, se io voglio fare il suono che, mi basterebbe scrivere CE, e invece non è così con l'ortografia italiana. Con l'ortografia italiana la lettera C seguita da E o I ha la pronuncia SH o C. Quindi, ad esempio, nel palermitano C seguito da E è pronunciato certu o ciettu, ciettu, con questa sh, diciamo, sh abbastanza lieve. Eh, In alcuni dialetti però rimane c, perché sh fondamentalmente è un'evoluzione del suono c, è una semplificazione del suono c. In alcuni dialetti, tipo nell'agrigentino, ad esempio, troviamo certu, cira, invece di certu, cira. Sono delle piccole varianti, diciamo, sì, a livello geografico. Ora, alcuni spesso ci hanno chiesto, ma perché non rappresentate questo suono con la lettera C, con la cedilla, che è quella che troviamo in francese? Semplicemente non lo usiamo perché è un suono, perché è un simbolo troppo specifico. Quindi noi che cosa facciamo? Semplicemente con la C, così è un suono, è una lettera molto pulita, la C, senza accenti né nulla, quindi ognuno, per esempio, se uno è agrigentino e pronuncia certu, scriverà certu, un palermitano che dice tu scriverà anche lui certu. Ora, tutto bene? Ti vedo un pochino perplessa. Ok. No, stavo pensando, secondo me la cediglia non serve, perché comunque se io penso alla pronuncia della C o di altre, vabbè, la C magari è particolare, l'uso della cediglia secondo me fa troppo riferimento a qualcosa che non appartiene al siciliano. È un po' come quando uno impara una lingua straniera e parte dall'alfabeto. Mhm, In italiano la C è C, in mhm, spagnolo è S, e quindi bisogna imparare le lettere dell'alfabeto, quindi anche in questo caso la C, per come è in siciliano. Quindi mhm. l'uso della cediglia secondo me è totalmente inutile. Esatto, diciamo che va un po' a specificare molto la pronuncia di quel suono, mentre una semplice C senza nulla sta più sul generale, quindi è Secondo me sta più sul siciliano. È dici, così, è anche se in come realtà in alcuni scritti un po' antichi troviamo la C con la cediglia, ma non sono molti, cioè non sono tantissimi in realtà, però può capitare in alcuni scritti più antichi di trovare la C con la cediglia, però noi dovendo ragionare a un livello proprio di praticità dell'uso, cioè l'ortografia deve essere facile da usare, deve Mhm. essere comoda, deve invogliare la persona che scrive a scrivere, appunto, perché sennò diventa un mezzo semplicemente troppo pesante con cui scrivere. Quindi semplicemente noi cerchiamo di tendere tutti i suoni verso il più, non verso il neutro, ma verso il generale. Sì. Ora, e poi abbiamo però, se vogliamo dire sha, sho o shu, dobbiamo mettere la i dopo la c come in italiano, quindi è una i che in realtà va a creare si chiama oddio, un vuoto di memoria, un digramma, cioè sono due lettere che si pronunciano come un solo suono. Oppure in italiano abbiamo anche dei trigrammi come gli, l'articolo. No, ma gli articoli no, però se prendiamo, che ne so, ragliare, noi scriviamo gli GLI, ma quel GLI corrisponde ad un solo suono, quindi più lettere, un suono. In questo caso, se prendiamo la parola sciaguru, il,
il Ciauru, sì, Ciauru, il profumo. Ehm, Qui stiamo, diciamo, accordandoci con l'ortografia italiana, dobbiamo mettere una I dopo la C e poi possiamo mettere A e U, perché così, così non si va a pronunciare K. Insomma, queste fondamentalmente, per chi comunque sa l'italiano e sa scrivere italiano, sono cose abbastanza facili, nel senso che sono cose che si apprendono già alle scuole elementari. E sono queste le strategie un po' più, come posso dire, le strategie un po' più da grattacapo, ecco, che producono un po' più di problemi. E poi ovviamente usiamo la H se vogliamo fare seguire il suono E o I al suono K, quindi tipo chiesa o chilata. Vai, se che vuoi dire qualcosa. Mm. Sì, Vai. stavo pensando al penultimo punto dove dobbiamo inserire la I per Mhm. le vocali, diciamo, dure, quindi A o U. E quindi pensavo, tu da palermitano, Mm. come leggeresti gli esempi che sono riportati qui? Io, Quindi odore e fiori. io pronuncio ciavuru e Mm. ciuri, ciuri. Quindi con la C. Mm. Allora, con la C, allora, questo è un po' un Perché per ossimoro. esempio io odore lo direi ciauro, quindi con la C, bella piena, ciauro. Mhm. Però l'altro, fiori, non mi viene a dire ciuri, mi viene a dire sciuri. Eh sì, lì dipende molto, diciamo, da un po', varia un po' da dialetto a dialetto, nel senso che a Palermo è solo ciauru, ciuri. Ci può stare, ovviamente, e quindi capisci perché l'importanza di avere dei segni che tendano al generico Sì, piuttosto che molto generico. troppo specializzati, capito? Perché avere dei segni troppo specializzati significa doverne aggiungere degli altri e quindi appesantire l'ortografia. Ci siamo? Molto Sì, 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 difficile. sì. No, 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 era proprio era una curiosità, dato che siamo di due città diverse Tu della sei di Sicilia, Trapani volevo città? vedere quale fosse la tua percezione, diciamo, di lettura di queste due parole e la mia, quindi di Trapani. Tu sei proprio di Trapani città? Sì, Mhm. Perfetto. Proseguo? sì. Proseguo, sì. Allora, simile alla lettera C, per problematiche c'è la lettera G, che in realtà è ancora più problematica della lettera C. Perché? Allora, diciamo che in tante lingue il suono G è un suono problematico. Ora, il fatto che il suono G sia un suono problematico, unito alle strategie ortografiche che usa l'italiano, produce un vero marasma di pronunce e di casi, eccezioni, eccetera, eccetera. Allora, partiamo da questo. Ci sono ancora dialetti in Sicilia che hanno il suono G, allora parliamo a livello di suono, non di lettera. Il suono, allora, diciamo che, anzi, in, eh, in siciliano e anche in italiano, allora, con la lettera G rappresentiamo i suoni G e G. Ora, il suono G in alcuni dialetti è scomparso quando si trova fra due vocali o in mezzo alla parola o all'inizio di parola. Quindi se prendiamo per esempio la parola mara, questa è la pronuncia del palermitano, mara, e, c'è una G, quindi un suono G fra le due A, che si è assimilato, diciamo. Oppure avrete sentito, o anche qualcuno di voi sicuramente dirà ran, ruassu,
eccetera. Mentre magari in italiano abbiamo ancora grande, grosso, perché appunto il suono G si è lenito, in alcuni casi è caduto, in alcuni casi si è assimilato. Noi tendiamo a scriverlo invece il suono G, anche se il nostro dialetto l'ha perso. Che cosa significa? Che se io sono palermitano e dico Mara, quando vado a scrivere con l'ortografia, scrivo Magara, Magara. Ora, c'è da dire che il suono G, cioè la lettera G, non ha, quando è dura, la stessa pronuncia in italiano e in siciliano, perché in italiano si pronuncia G, in siciliano G. Hanno più o meno quasi le stesse qualità, cambia un modo di articolazione. Ora, quindi i dialetti che mantengono... Quindi, in generale, come abbiamo detto, anche se il nostro dialetto ha perso questo suono, noi comunque scriviamo, lo scriviamo comunque. Perché? Perché è molto più facile scrivere una lettera in più e poi non leggerla, piuttosto che non scriverla e poi sapere di doverla leggere. Cioè, come possiamo dire? Pensate ad esempio, pensate una cosa casuale. Per esempio, il tedesco ha la O che, che è così normale, O si pronuncia O. Se noi mettiamo la diere, diciamo non la dieresi, si chiama umlaut in realtà in tedesco. Se noi mettiamo la umlaut, cioè i due puntini sulla O, questa O non si pronuncia più O, si pronuncia E. Ora, è molto più comodo rappresentare la umlaut e poi magari non leggerla, piuttosto che trovarsi davanti una O e non sapere in effetti se pronunciarla o no. Il suono G quindi abbiamo, e poi quindi insieme al suono R, che in molti dialetti, in molti dialetti, in alcuni dialetti si è perso, c'è anche il suono affricato G, che in siciliano, come abbiamo detto prima, è uno di quei suoni sempre doppi, sia all'inizio che in mezzo alla parola. Quindi, se noi dobbiamo scrivere Gielo, come possiamo vedere nell'esempio, scriviamo una sola G per quelle questioni appunto estetiche, Gielu, o Gelu, c'è chi dice Gelu, Ugelu, tu dici Gelu? O dici Gielo? Come dici tu? Non lo dici, picchi freddo non ce n'è. Tutto quello, no, tutto quello che in palermitano prende, diciamo, la I, tipo gelo, Mhm. vero, in trapanese non esiste, quindi si va direttamente a gelo, vero, nuovo, quindi non c'è la versione nuovo, eh, Mhm. eh, andiamo direttamente, non c'è questo passaggio Diretto, intermezzo, sì. diciamo. Quindi, in questo caso, noi scriviamo G ed è un po' come in italiano scriviamo tipo Cenerentola, CE, Gelo, GE, anche in siciliano, così, perché appunto, sempre per il discorso che dobbiamo adattarci per certe strategie ortografiche alle strategie ortografiche della lingua tetto. Vorrei fare una piccola parentesi. È innegabile in realtà che potrebbero esistere dei sistemi ortografici molto migliori, diciamo, di quello italiano, perché appunto l'italiano e il siciliano sono due lingue diverse. È un po' come, non lo so, come cercare di, come era ad esempio cercare di adattare l'arabo all'alfabeto turco. C'è sempre un po' questa asimmetria. Ecco, sarebbe sicuramente più comodo sviluppare un sistema ortografico, sempre magari con l'alfabeto latino, ma con delle strategie diverse e più logiche. Però purtroppo, vista la situazione appunto linguistica e sociolinguistica, anzi soprattutto sociolinguistica
del siciliano non possiamo allontanarci più di tanto. E poi c'è il suono g, quindi quando dopo abbiamo perché l'arabo all'alfabeto turco? Ho detto l'arabo all'alfabeto turco. Allora, non so se prima l'hai seguito. Il turco fino al 1928 era scritto con l'alfabeto arabo, mentre adesso con l'alfabeto, diciamo, latino. Più che altro perché sono diversi. Ok, io che bello, vedo le nuvolette, non so se lo vedete anche voi, io vedo le nuvolette con quello che scrive Daniele. Allora, non so perché, tu hai la barra aperta di lato secondo me. E invece a me spunta la nuvoletta invece dove vedo il tuo quadratino. Ad ogni modo, quindi la lettera G fondamentalmente quando dobbiamo... Allora, fondamentalmente possiamo mettere in piedi una regola generale per la G. La usiamo come in italiano e quando il suono è doppio, semplicemente lo scriviamo doppio, tranne che all'inizio, molto semplicemente. Ci siamo? Domande? Curiosità? Perplessità? Ok, perfetto, procediamo allora. Quindi come vedete ho diviso le lettere in gruppi, diciamo, possiamo dire non gruppi funzionali, però per affinità, ecco, per problematiche comuni. Andiamo avanti, la lettera G, la lettera H. La lettera H è una lettera un po' particolare, perché la lettera H è sì una lettera, però, come dire, non ha una sua pronuncia. Funziona un po' come un diacritico, cioè come se fosse un accento. Lo usiamo per disambiguare alcune ortografie, cioè facciamo un esempio. Io potrei scrivere la parola, cosa ne so, facciamo finta, anzi aspettate, interrompo un attimo la condivisione per tornare ai miei post-it, io sono l'uomo dei post-it, eh, per mostrarvi un esempio un po' pratico. Allora, prendiamo il nostro pennarellone, quando deve aprirsi. Allora, noi abbiamo detto che, no, non l'abbiamo detto, praticamente noi possiamo usare la lettera H per distinguere dei significati e soprattutto delle pronunce. Quindi facciamo un esempio, prendiamo questa parola, giusto? Allora, adesso ve la faccio vedere. Prendiamo questa parola, ceda, ok? Una parola comune, insomma. Ora, questa C ha il suono C, come abbiamo detto. E come abbiamo detto, come sappiamo, per pronunciare invece di cela, chela, mettiamo la H dopo la C. Ma se noi decidessimo di mettere un accento sulla C, capiamo che non cambierebbe nulla. Questo è un esempio. Quindi praticamente che si pronuncerebbe come una C con l'accento, ad esempio. Questo è solo un esempio, capito? Quindi capiamo appunto che la H svolge proprio la funzione come se fosse un po' un accento, nel senso che cambia la pronuncia in questo senso. Tuttavia, ma una cosa va detta, ci potrebbero essere alcune, sono scemo, ci potrebbero essere alcune scritture, diciamo, non standard con un H pronunciata. In particolare, ci sono dei dialetti dell'agrigentino che hanno il suono, che c'è anche in tedesco, tipo dicono fiore, fiume, questo in genere questi dialetti lo scrivono con una H oppure una H con un puntino sotto. Questo diciamo che però non rientra nello standard, nel senso che ovviamente non è che se uno mi scrive Fiuri
con la H perché il suo dialetto dice Chiuri, lo consideriamo errore, semplicemente lo consideriamo non standard e per cui potrebbe usare questa H. Questa è una cosa su cui poi dopo tornerò. Poi abbiamo la lettera D. Ora, la lettera D viene in genere associata scusate, non vi ho ricondiviso lo schermo, sono un po' smemorato. Allora, finestra, lo vedete? Perfetto. La lettera D in genere viene associata al suono D. Tuttavia, alcuni dialetti subiscono la rotacizzazione. Che cosa significa? Che fra due vocali il suono D diventa R. Quindi, per esempio, noi abbiamo in palermitano rurici e non dudici, che troviamo però in altri dialetti. Oppure abbiamo riente invece di denti. Voi forse avete dente in trapanese. No, la trasformiamo in una R. Ah, anche voi, rotacizzate. Riciotto, rurice. 12. Ah, perfetto, perfetto, perfetto. Allora, anche voi rotacizzate, tuttavia, quando scriviamo non rappresentiamo il rotacismo, per esempio per questioni, più che altro per questioni di tipo letterario, nel senso che in letteratura Tarecuce si è appena unita a noi Alessandra, che è una nostra collaboratrice, che dopo io direi Buongiorno. buongiorno a lei signora Minatori, buongiorno. Buongiorno. Dottor Baiamonte. Va Buongiorno. bene. Salve ragazze, buongiorno. Buongiorno. Ciao, Quindi scusate se non metto il video, sono in condizioni pietose. Sì, eccomi hai qua. seguito finora? Arrivo giusto. Sì, più o meno, poi ti spiego. Vabbè, Hai comunque, raccolto le tue domande mi posso anche? inserire Che una inserisciti? domanda, visto che eravamo alla G, se posso chiedere Vai, una cosa sulla G. vai, chiedi una cosa sulla G. Allora, in molte varianti praticamente del siciliano, come ad esempio a Palermo, quando abbiamo parole del tipo gatto, giusto? Mhm, Diventa atto. mhm, In questo caso, nonostante la pronuncia appunto relativa alla toponomastica, no, scusate, al luogo, diciamo, va mhm. scritto comunque gatto, corretto? Scriviamo con la G perché, Con come la G. dicevamo prima, esatto, con la G, perché è molto più comodo scrivere magari un segno in più e poi non pronunciarlo, piuttosto che magari non scriverlo e però saper di dover pronunciarlo, capito? Quindi, ad esempio, anche quando Benissimo. scriviamo Uaddu, Addin, eh, u- qualunque lettera, insomma, che ha perso, qualunque parola che abbia perso il suono G all'inizio, noi comunque lo mettiamo e poi se lo vogliamo leggere lo leggiamo, se non lo vogliamo leggere non succede niente. Quindi, Benissimo, grazie. vado avanti o hai raccolto altre domande nel frattempo se vuoi fare una cosa cumulativa? No, sono Ok, arrivata giusto sulla G, devo dire. Ho seguito la C e anche le consonanti, però sono arrivata giusto per le consonanti, quindi vai avanti. perfetto. Quindi, Grazie. nulla. Ora, ci sono alcune parole che hanno rotacizzato e che sono un po' più che altro è diventata un po' opaca diciamo, l'etimologia. Ad esempio, io vorrei chiedere a Alessandra, non lo chiedo perché so che lo dice come me, essendo palermitana come me, però volevo chiedere a Daniela. Daniela, voi in trapanese come lo chiamate il mattone? Umarune. Umarune, ecco. Questa è una, diciamo, una cosa un po' particolare, ad esempio. La parola marune è un po' particolare perché in realtà dovremmo scrivere marune con la D. Mm. Tipo shock, molta gente spesso rimane impietrita perché? Perché diciamo l'originale, la forma più antica è Maduni, che ancora si trova in alcuni dialetti, solo che è stata abbastanza, si trova adesso in un'area piuttosto ristretta. Eh,
E quindi sì, praticamente scriviamo Marune e poi noi che rotacisziamo pronunceremo Marune. Chiaro? Siamo, sì, dai, questo è facile. Dopo la collina della C e della G, adesso siamo praticamente in discesa. Poi abbiamo la lettera Q. La lettera Q è molto tranquilla, nel senso che la usiamo praticamente come in italiano. Siamo come in italiano e il suo uso ha motivi fondamentalmente etimologici, nel senso che allora, spesso si dice, allora, è una cosa che forse io credo che se venisse spiegata a scuola forse i ragazzi imparerebbero meglio ad usare, a scrivere anche in italiano. A che cosa serve la Q? La Q, allora, per esempio, per esempio, ci si concentra a scuola sul fatto quando si insegna, vabbè, diciamo, lasciamo stare i bambini, perché i bambini sono un po' piccoli per capire questioni di latino, però i ragazzi già delle scuole medie potrebbero già cominciarlo a capire. Spesso si dice, ad esempio, scriviamo quale con la Q, però cuore con la C. E non si spiega perché però scriviamo in questo modo. Piccola parentesi, Ale, ti disattivo il microfono perché mi torna la mia voce indietro, ok? Certo, E poi certo. quando devi parlare semplicemente lo riattivi tu, ok? Sì, Perfetto. vai. Pardon? Ok, allora, dicevamo, ok, perché se noi prendiamo una parola come cuore, ad esempio, la scriviamo con la C perché viene dal latino cordem, quindi con questa O che si è dittongata in uo, quindi diciamo per esempio se prendiamo il romanesco core, ercore loro dicono in romanesco, ercore è come pronuncia diciamo sì più dialettale ma è più vicina all'originale latino, mentre le parole con la Q, anche le parole con la Q erano già con la Q in latino, appunto, quindi diciamo come se dobbiamo, tipo quanno, presentava la Q già in latino. Praticamente che cosa facevano i latini? Quando il suono K, allora non c'è differenza di pronuncia tra tipo la K di cane e la K di quisquina, per dire. Semplicemente cosa facevano i latini? Quando il suono K era seguito da W, quindi in tipo qualitas, in quinque, ad esempio, quiscunque, sì, eccetera, eccetera, semplicemente loro usavano la Q, mentre cosa stavo dicendo? Dunque, mentre quando non seguiva al suono K il suono W, usavano semplicemente la C. Ora, quindi adesso io ve l'ho spiegato un attimino, però essendo l'uso uguale all'italiano vi verrà abbastanza naturale. Ora, ovviamente, chi dittonga, quindi chi ha, ad esempio, chi dice cuore, eccetera, eccetera, ovviamente non mi scrive cuore con la Q, giusto? Perché cuore, anche qui UO, è un'evoluzione successiva, quindi scriviamo sempre con la K. Io non vi vedo, vado avanti, quindi tanto domande sulla Q non credo che ce ne siano, no? Very good. Ok, let's go. La lettera Q. Ah, ecco, adesso arriviamo alla parte, diciamo,
figa. Questo termine poco accademico, poco aulico. Allora, la lettera D sottopuntata e in essi consonantici retroflessi. Allora, seguite bene il ragionamento. In siciliano abbiamo questo suono D, che è un suono retroflesso. Cioè, cosa sono i suoni retroflessi? I suoni retroflessi sono quei suoni pronunciati con la lingua che va all'indietro e tocca il palato. Quindi, e lì troviamo in particolare i suoni, nei suoni sh, sh, g, sh, d, così. Ora, voi sapete che ovviamente l'evoluzione, cioè una lingua più va avanti ad evolversi, più si frammenta. E ci sono delle questioni un po', diciamo, spinose, perché? Allora, a che cosa serve questa lettera D con un puntino sotto? Come abbiamo detto, per indicare il suono D, e si trova sempre doppia. Quindi, ad esempio, quando scriviamo Biedu, scriviamo con la doppia D col puntino sotto. Ma perché scriviamo con la doppia D col puntino sotto? Perché è un'evoluzione del latino bellus, cioè bello, appunto. Alcuni dialetti però hanno una pronuncia come se dopo questo D ci fosse una R, tipo, quindi non hanno beddu, hanno beggiu. Beggiu. Ora, questa è diciamo, un'evoluzione, potremmo dire, successiva o parallela. La doppia D col puntino sotto funziona da strategia cappello, nel senso che sotto ci stanno tutte quelle affini, capito? Per cui anche chi pronuncia Beggio, con questa specie di R dopo la doppia D, diciamo, io vi sto parlando in termini molto, cioè per cercare di farvi capire, però non sono i termini corretti, ecco. Scriviamo comunque tutti con la D, anche perché D e G hanno un'origine diversa, perché siamo ok che comunque la D col punto sotto la scriviamo sempre doppia, però comunque seguire un po' l'etimologia non fa male. Ad esempio, se prendiamo la parola giacu, il drago, questo G viene da un romanzo, diciamo, dr, mentre il Beggiu dell'Agrigentino non viene da dr, viene da l. Vedo Daniela un po' stai seguendo? Allora, noi facciamo una cosa, facciamo per evoluzioni successive. Noi partiamo da un romanzo bellus, ok? In siciliano a un certo punto questo L, questa doppia L, praticamente diventa, mi sono sporcato, no, ok, diventa diciamo un D, ok? Alcuni dialetti poi lo fanno evolvere ulteriormente in G, però l'origine è sempre L, giusto? Per cui diciamo che cerchiamo un attimo di tenere in considerazione questo fatto. Mentre se noi prendiamo il latino draco, con quindi D ed, passa in siciliano a giacu. Quindi, sebbene siano suoni simili, hanno un'origine diversa. Per cui voi andate, allora, diciamo che usiamo l'italiano come una specie di stampella, nel senso per appoggiarci, per fare un attimo dei parallelismi che ci aiutino a capire, non perché, sempre per il discorso del siciliano che non è un dialetto dell'italiano. Voi quando dovete scrivere una parola, pensate, ma scrivo con la D col punto sotto o no? Allora lì vedete,
Se in italiano questa parola ha la doppia L, allora in siciliano la scriveremo con la D doppia col puntino sotto. Cioè, se uno dice, ma Bieddu, devo scriverlo col punto sotto o no? Allora penso all'italiano, allora penso che in italiano è bello. Quindi, bello con la doppia L significa che io, in realtà in siciliano, devo scrivere con la doppia D col puntino. Se penso alla parola friddu e dico, ma friddu, devo scriverlo con la doppia, devo mettere il puntino sotto la doppia D. Allora penso all'italiano, però l'italiano non ha frello, ha freddo. Quindi come l'italiano ha freddo, così in siciliano mettiamo friddu con le due D, anche perché qui c'è un discorso un po' lungo che non vi faccio, che ha a che fare con l'origine della parola freddo, eccetera, eccetera. Anche perché comunque friddu e bieddu hanno due pronunce diverse comunque, per cui cerchiamo un attimo di seguire queste pronunce. Io vedo Daniela un pochettino, se c'è qualunque cosa, mi raccomando dillo, non ti fare assolutamente nessuno scrupolo. No, le mie espressioni sono per le associazioni mentali che faccio, quindi tranquillo, non ho perplessità, eventualmente chiedo per come ho fatto per le altre cose. Va bene, adesso ti metto un po' in difficoltà. Allora, se io devo scrivere la parola siciliana per gallo, come la scrivo? Non ti sento, ti accendo. Con la D col puntino. Esatto, perché in italiano abbiamo la doppia L, anche perché quindi in siciliano la pronuncia sarebbe retroflessa, quindi uaddu. Anche se per esempio io sono palermitano, in genere diciamo che le aree, diciamo i capoluoghi di provincia sono quelli che risentono di più dell'influsso dell'italiano. Questo significa che è difficile a Palermo in realtà sentire la D retroflessa, capito? Per influenza dell'italiano. Se uno mai invece si sposta in campagna, la sente già di più, ad esempio. Quindi, per esempio, già un palermitano non sente in genere la differenza tra frittu e bieddu, capito? E li pronuncia tutti e due come se fossero una D normale, tipo di addentrarsi, capito? Se non ci sono domande, Ale, tu hai domande? Sciacchiola che sei, però con affetto, io lo dico perché siamo amici. Secondo me non ci sta neanche seguendo. Mi Hai senti? domande? Mi senti, Vico? Ehi? Qualcuno si è unito a noi, però non so chi sia. Ad ogni modo. Salvo, mi senti? Ok, se non ci sono domande, No, io allora andrei continuo a avanti. non sentire. Vabbè, Quindi andiamo andiamo avanti. avanti, la lettera D. Ora, questa è una cosa molto piccola che ho messo, nel senso che ovviamente teniamo distinti di gnomo e di, non so, di Catania, ecco. Li teniamo distinti, perché comunque non sono esattamente... Sì, ok, allora, questo che noi scriviamo come in italiano GN, è un'evoluzione di N più I, quindi di N. Gna è un'evoluzione di N. Cioè, allora, facciamo una cosa, adesso per farti capire, perché vedo soprattutto a Daniela che, è un po', che l'ho spaesata un po'. Aspetta che questo pennarello, ok. Allora, facciamo così, interrompo un attimo. Allora, Forse non so se Alessandra ha qualche domanda da fare, forse lei forse tu non riesci a sentirla, puoi attivarle il microfono forse per vedere se sta vediamo, scrivendo aspetta. qualcosa. Ha scritto qualcosa perché non ho... Aspetta, vediamo. No. Secondo me, però, vediamo. Ale Salvo, mi parla. senti? Adesso sì, avevi il volume tutto abbassato. Ok, va bene, rieccomi, non importa. Ok, hai qualche domanda, Ale?
No, vai tranquillo, per il momento no. Ok, perfetto. Allora, stavo concentrandomi un attimo su Daniela. Allora, prova a pronunciarmi questo. Non ti sento. Gnö. Gne. Ok, gne eh, si è evoluto in tanti casi in gne, capito? Mhm. Gne è un'evoluzione di gne. Tuttavia, noi oggi in siciliano abbiamo delle parole con gne e delle parole con gne, per cui le teniamo ben distinte. Questa è una cosa molto importante, soprattutto per i non madrelingua. Adesso Ok. torno a condividervi lo schermo, finestra dell'applicazione, condividi, ok. E poi abbiamo una cosa particolare che è il nesso, diciamo, ng. Il nesso ng in alcuni dialetti ha subito l'assimilazione progressiva, chiamiamo. Cioè, pensiamo a quando diciamo eh, pongo, pensiamo alla parola pongo e pensiamo alla pronuncia che noi diamo a quella N, pongo. Che cosa è successo praticamente? In molti dialetti, in alcuni dialetti, questa G è sparita e abbiamo quindi una doppia cioè il suono prima si è allungato, quindi non abbiamo tipo pongu, ma puangu, puangu. È una pronuncia un po' particolare di alcuni dialetti. Qui in questo caso, invece che due N con degli accenti particolari, manteniamo la strategia ortografica, diciamo, etimologica. Adesso io, ok, avevo perso la puntina del mouse. Quindi questa mi Salvo, sembra posso abbastanza chiederti di mm, ripetere? Mi senti? facile. Ok. Qui abbiamo una cosa un po' spigolosa, che sono come quelle che ho già, come il ng che ho già citato, assimilazioni progressive e regressive. Allora, fondamentalmente, io adesso qui ve la ipersemplifico. Allora, usando sempre l'italiano per fare dei paralleli, ma soltanto per aiutarci, non significa che quando poi voi dovete andare a scrivere in siciliano, dovete prendere le parole dell'italiano e sicilianizzarle, assolutamente no. Però diciamo che un confronto, fare dei paralleli ci può aiutare. Allora, se in italiano abbiamo nd come in quando, in siciliano lo scriviamo sempre quannu, nonostante, attenzione, ci siano alcuni dialetti, pochi per la verità, che non assimilano, quindi hanno quandu invece di quannu. È logico che chi decide di non scrivere quannu, quindi chi decide di scrivere senza la doppia N, sta semplicemente scrivendo in una variante non standard. Ovviamente non è, diciamo, non è sbagliato, perché comunque, come posso dire, uno che scrive quando capisce che cosa è, però noi nello standard prediligiamo l'assimilazione progressiva, quindi quannu, tunnu, munnu, funnu, eccetera, eccetera. Lo stesso avviene con mv e mv. Ora, io ho riportato l'esempio della parola invidia in italiano. Anche se si scrive con la N in italiano, quella N ha più la pronuncia di una M. Ora, più o meno, ecco, diciamo, ipersemplificando, ha più la pronuncia di una M, per cui in essi mb e mv assimilano in m. Quindi, ad esempio, se dobbiamo scrivere la parola gamba, scriveremo gamma.
piombo, chiummu. E lo vediamo con l'italiano e diciamo che sfruttiamo questi paralleli con l'italiano perché l'italiano, dal punto di vista della fonetica, è molto conservativo. Considerate che la fonetica dell'italiano, più o meno, è stata cristallizzata nel 300. Allora, se noi prendiamo il siciliano e l'italiano, più torniamo indietro del tempo, più le lingue si assomigliano. Per cui diciamo che fare dei paralleli con l'italiano ci aiuta in un qualche modo anche a capire sì, diciamo, a capire meglio come porci nel confronto di queste cose. Ovviamente anche qui non tutti i dialetti assimilano un b, e un v. Ovviamente noi quando ci troviamo a scrivere in standard prediligiamo la forma standard. Se però uno invece di non lo so, di chiummu mi scrive chiumbu, ovviamente non va considerato errore, va considerato semplicemente non standard. Io sento il microfono di Alessandra che secondo me ha qualche domanda. No, allora, è andata via. credo che sia il mio, ma mi sta scrivendo perché forse non lo so, non riusciva ad attivare il suo microfono e mi ha detto sono uscita perché non si sentiva nulla. Chiedi a Salvo di fare una Eccomi. piccola pausa, che ricomponiamo il gruppo. C'è. Ale, Salvo, ti sento. Ora sì. Adesso mi sì, però ti sentite? sento, sì, però ti sento un po' male, non so perché. Mamma mia. Cosa sta succedendo? Non lo so, c'è poca connessione. Scusatemi un secondo, vedo di sistemare la Sì, faccenda. vai. Gaetano c'è? Gaetano? Gaetano non c'è. Sì, ci sono. Mi sentite? Oh, perfetto. Io non conosco La signora Gaetano. che c'era all'inizio? Sì, Fran e Daniela. Ciao a tutti, mi sentite? Sì, ti sentiamo, ciao. Ciao. Io ho visto che è comparso Gaetano, però non lo Ecco conosco. qua. Ciao Gaetano. Ciao. Ok. Vediamo un po'. Salvo parla. Parlo. Parla. Non mi se si è senti? ripreso il segnale della... Non lo so, guarda, lo sento un po' male. Quindi se mi doveste vedere che scappo, vuol dire che me lo riguardo dopo il seminario perché ho una scarsissima connessione. Va Quindi bene. proviamo a continuare. Scusate per l'interruzione. Tranquilla. Quindi, ci stavamo dicendo, non squidavo. Eravamo arrivati Assimilazione progressiva del nesso GR. M. Ok. Ah sì, mi sta dicendo ancora la qualcosa. gamba in particolare. Gamba, piombo, sì. Cosa? Non ho capito, scusami. Siamo arrivati all'assimilazione di MB o MV in MM, quindi gamba, piombo, Esatto. questo. Che aspetta, però non ho capito, cioè, Sì. non ho capito se mi stai dicendo che voi nel trapanese lo pronunciate così. No, ti sto dicendo che eravamo arrivati a questo punto del piombo e della gamba. Ah, ok. No, volevo dire volevo dire che sì, quindi ovviamente se uno invece di scrivermi chiummu con la doppia M mi scrive chiumbu, ovviamente non è che si considera errore, però non è lo standard, ecco, per chiarirci. E poi c'è un caso mentre, quindi queste sono le assimilazioni progressive, perché abbiamo il suono prima che si mangia, diciamo, in maniera molto colloquiale, il suono dopo. Quindi abbiamo ND con N che si mangia D. Ok? Siamo?
Poi abbiamo le assimilazioni regressive, cioè diciamo che sono praticamente succede in questo caso il contrario. Il suono dopo si mangia il suono prima. Quindi noi pensiamo, ad esempio, i catanesi hanno potta, hanno cuttu, hanno tottu, eccetera, eccetera. Cos'è successo qui? Allora, qui facciamo sempre i paralleli con l'italiano che ci aiutano. Potta, potta, la porta. Vediamo che siccome in italiano, che abbiamo detto è più conservativo, troviamo la RT, praticamente significa che la T si è mangiata la R prima. Ora, questo da rappresentare ortograficamente è un po' problematico perché può portare a, diciamo, a vari tipi di incomprensioni. Per cui, siccome la R, come, diciamo, non la R, il suono R come suono è un po' particolare, quando abbiamo R seguito da una consonante, lo scriviamo così, cioè non scriviamo a botta, o io che sono palermitano, noi diciamo a poetta, scriviamo porta. Attenzione, non è che perché noi ci troviamo a scrivere porta, allora stiamo stiamo mettendo delle parole in italiano in un testo in siciliano. Attenzione, perché noi comunque partiamo da prima, dall'etimologia in latino, capito? Quindi mi raccomando, anche se dovesse capitarvi di insegnare a qualcuno a scrivere, perché può succedere assolutamente, spiegatele queste cose, mi raccomando. Tipo per esempio, io vi faccio l'esempio, se noi scrivessimo, cioè per dire, voi sapete che ci sono, mi dispiace, non funziona la mia camera, non so perché, tranquillo. Ti volevo dire, per esempio Gaetano che è arrivato adesso, se hai qualcosa da chiedere, semplicemente attivi il microfono e chiedi, va bene? Allora, dicevamo a proposito, ecco, prendiamo ad esempio, ora, sapete no, adesso questo vi farà un po' ridere, ci sono dei paesi, tipo, se non sbaglio, sono fra il messinese e il catanese, che si chiamano Motta, c'è tipo Motta da Fermo, Motta Sant'Anastasia. Ora capite che in questo caso c'è. Allora, facciamo un esempio, facciamo proprio un esempio, adesso disattivo, trovo un foglio, nel frattempo mi sentirete parlare. Trovo un foglio e vi scrivo una frase e vi faccio vedere come può essere equivocata senza adottare queste strategie. Nel frattempo, se avete domande, potete anche farle. Io sto trovando proprio un foglio, eccoci. Allora, adesso interrompo la condivisione dello schermo, dovreste vedere me. Allora, adesso io scrivo questa frase. Questa è una frase scema che mi è venuta proprio in mente adesso, non ha, diciamo, nessun senso, però vi fa capire la questione. Se voi vedete questa frase, come possiamo interpretarla? Possiamo interpretarla in due modi. Quali sono i due modi? Vai, facciamo, diciamo, uno a testa. Ma a me l'unica cosa che viene in mente è la morta. Allora, aspetta, a te cosa viene in mente? Dimmi, come lo tradurresti in italiano? È la morta. Ecco, perfetto, sei arrivata al punto esatto. E
Scusatemi, è una cosa molto divertente, no. Mentre però potrebbe anche essere è a Motta, nel senso si trova a Motta da Fermo o a Motta Sant'Anastasia, giusto? Ah, sì. Domanda. Dai, domanda. Cosa vuol dire Motta? Cioè, sono luoghi? Come? Sono luoghi Sì, nel Motta da paese? Fermo, Motta Sant'Anastasia sono dei paesini, se non sbaglio si trovano fra tipo la provincia di Messina e la provincia di Catania, comunque Ma in Sicilia orientale. deriva da morta? Come? Deriva da morta o no? No, no, deriva da aspetta, Moctam dovrebbe essere. Non mi ricordo adesso se la parola è di origine latina tarda o araba. Ad ogni modo, no, non deriva da morta, capito? Però questo è proprio il caso che Meno mi fa male. capire. No, no, ragazzi, mi avete fatto morire, assolutamente. Eh, e questo quindi ci fa capire perché è importante che le assimilazioni eh, quindi regressive non vengano rappresentate. Quindi quando noi abbiamo, quindi ci aiutiamo con l'italiano, facciamo questi paralleli e riusciamo a saltarne fuori. Ora, adesso vi ricondivido lo schermo, così torniamo alla nostra presentazione. Su questo ci sono domande, qualunque cosa. Sì, un'altra domanda. Vai. Sai quando con l'infinito è lo stesso processo, vero? Con Cioè, accattallu, Sì, esatto, è lo stesso processo e diciamo che, ah, ma sei Tanuzzo, ma non ti avevo riconosciuto, non ci ero arrivato proprio. sì, sono Scusatemi, io, sono io. non lo so, parli, cioè, così bene italiano che io mi aspettavo uno che parlasse in tedesco. Allora, Sì, lo parlo pure il tedesco, sì. diciamo che diciamo, allora, quando parliamo dell'infinito, tipo a Cataldo, siamo un po' più liberi, nel senso che possiamo, allora, prendiamo proprio questo caso particolare, noi possiamo, ci sono fondamentalmente, ho detto una parola con tutte le consonanti sbagliate, ci sono fondamentalmente tre modi per dirlo. Puoi dire, allora, te li scrivo così te li faccio vedere. Accattallo, ok? No, non mi stai vedendo, che scemo. Aspetta. Allora, accattallo, questa è la prima opzione. Poi puoi avere accattallo. Anche questo c'è chi dice accattallo, però è più comune che venga in pronuncia, venga assimilato, quindi venga pronunciato l. Oppure c'è chi dice accattarilu, Sì, io dico così, accattarilu, cioè, accattarilu. come lo sento, sì. Perfetto, allora semplicemente accattare tu praticamente cosa fai? Unisci univerbi l'infinito col pronome personale atono, Sì, ma tu, però senza quale- tirare via la iatona dell'infinito, della desinenza dell'infinito. Ecco. ma tu quale forma consiglieresti per forma standard? Ma onestamente non te lo so dire, nel senso che allora io ovviamente allora, diciamo allora, dobbiamo mettere in chiaro una cosa, c'è sempre un po' il rischio che i favoritismi personali invadano il campo quando si fanno dei lavori del genere. Quindi io onestamente le darei tutte e tre per buone, cioè tanto, cioè nel senso sono tutte e tre forme molto usate sia nello scritto che nel parlato, quindi direi che diciamo che il nostro approccio è più un approccio del tipo la norma determina la regola, cioè non è che diciamo, che ne so, come dire, come potremmo dire, non lo so, diciamo che
lo standard prevede questo perché la norma prevede una certa cosa. Quindi partiamo da qualcosa che esiste, qualcosa di concreto, capito? Non da qualcosa di astratto, eccetera. Ok? Ho risposto? Cioè, Sì, molto bene, grazie. ho soddisfatto? Perfetto. Andiamo avanti, dunque, quindi vi ricondivido lo schermo. Vedete, giusto? Sì, perfetto. Allora, cosa abbiamo poi? Siamo ormai verso la fine. Allora, il raddoppiamento fonosintattico. Che cosa è il raddoppiamento fonosintattico? Ne avrete sicuramente sentito parlare. È un particolare processo fonetico che succede in siciliano, in altre lingue del sud Italia e anche in toscano in realtà, anche se non sembra perché comunque eh, diciamo che la parlata toscana viene abbastanza influenzata dalle parlate del nord Italia. Dunque, allora, che cos'è il raddoppiamento fonosintattico? Anzi, qual è la sua che cosa succede? Alcune parole provocano il raddoppiamento della consonante della parola che segue. Facciamo un esempio. A casa, la casa, giusto? Ci siamo? Però, se io invece di A metto la parola C, non è più come a casa che ha un solo suono C, diventa ciccase, giusto? Diventa un suono raddoppiato, ciccase. Perché? Praticamente che cosa succede? Questo è praticamente un tipo di assimilazione, nel senso che alcune parole in latino terminavano con una consonante. Questa consonante non è scomparsa, semplicemente si è assimilata alla consonante successiva, come potta, R che si mangia la T. Quando noi abbiamo, per esempio, ciccase, è come se la C di casa si mangiasse la S del tres latino. Ci siamo più o meno? Ok, se volete vi faccio diciamo un disegno esplicativo. Ecco. Per cui, quando scriviamo cercase o accamminare o cuttia, ad esempio, come scriviamo? Allora, diciamo che la regola che seguiamo è non rappresentiamo il raddoppiamento quando due parole sono staccate. Se dobbiamo scrivere, che ne so, devi camminare, a camminare, come vedete nel terzo punto, scriviamo camminare solo con una sola C, anche se poi quando pronunciamo lo pronunciamo doppio. Tuttavia, quando le due parole si uniscono, cosa succede? Rappresentiamo il raddoppiamento. Quindi io ho fatto l'esempio del verbo alluciare, che suppone un verbo luciare di cui però non abbiamo, per quello che ne so, testimonianza scritta, siccome diventano una parola sola, la L di Luciare si raddoppia, la scriviamo proprio doppia. È un po' come in soprattutto. Soprattutto, sopra è tutto, staccati, si scrive, cioè, se li scriviamo staccati, scriviamo tutto con una sola T. Ma quando li attacchiamo, soprattutto, lo scriviamo con due T, giusto? È la stessa cosa. Ora, io prima non ho trattato due lettere dell'alfabeto perché sono un po' particolari. Si tratta della I lunga e della V. Perché?
Perché dunque la I lunga tendenzialmente univerba in G. Quindi, per esempio, come vediamo dall'esempio, abbiamo aggiungere ad aggiungere, ma quando li compattiamo in una sola parola abbiamo aggiungere. Quindi scriviamo quando compattiamo. La lettera V, che ovviamente in genere viene associata al suono V, quando raddoppiamo, non raddoppia come V, come V, ma come B. Quindi un esempio è abbirri, abbirri, univerbato in abbirri. Ovviamente anche questa non è una cosa che riguarda tutti i dialetti, perché ci sono anche dialetti che hanno avvidere, però tendenzialmente diciamo che allora, siccome siamo in un momento, cioè, è un po' una questione traballante ancora questa per l'ortografia, accettiamo sia abbidere con la, cioè sia scritto con la B che con la V, ok? Ci siamo? Domande? Perfetto. Allora, quindi il raddoppiamento fonosintattico in genere è un pochino spigoloso, ma non troppo. Ora, questi sono due piccoli tip di scrittura. Quando scriviamo, separiamo per bene le parole, ok? Così riusciamo a tenere ben distinti i significati. E poi una cosa che è importante da tenere in considerazione, soprattutto in processi come questo, allora, diciamo che sarebbe meglio che ogni parola avesse una sola forma. Ovviamente spesso questo è molto difficile per questioni di vario genere, però in alcuni casi ce la possiamo fare. Ad esempio, se prendiamo la parola cane, ucane, cioè lo scriviamo uguale per tutti, capito? È una di quelle parole un po' universali, pan-siciliane, possiamo dire, o anaca, ad esempio. Se prendiamo alcuni verbi come ir, andare, allora, quando noi diciamo ir, in realtà questa I lunga non è esattamente molto pronunciata. Ad ogni modo, quando si viene a verificare il raddoppiamento fonosintattico, noi scriviamo ir comunque con la I lunga e poi lo leggiamo giri. Per cui se dobbiamo scrivere amaghire, eccetera, eccetera, scriviamo ama, ghire, però scritto con la I lunga, capito? Perché sarà poi il contesto a dirci come dobbiamo leggere. Cioè noi non dobbiamo leggere lettera per lettera, perché in realtà non si dovrebbe fare così. Cioè, poi è molto più difficile leggere lettera per lettera. Bisogna, diciamo, capire la parola attraverso la propria esperienza di parlante. Questa è chiara, suppongo, cioè, non è una cosa tanto difficile. Ok, adesso è il vostro momento, perché questo è un seminario e quindi, udite, udite, adesso tocca a voi. Come vedete, questo è un testo molto breve. Allora, facciamo così. Vi do, facciamo un quarto d'ora? Un quarto d'ora di tempo? Ci può stare? Che ne dite? Un quarto d'ora di tempo Ci sta bene. per provare a tradurlo in siciliano applicando le regole che abbiamo visto, anche perché io sicuramente avrò tralasciato qualcosa, capito? Io vi consiglio di scriverlo nella barra della chat, così poi posso fare un piccolo documento per condividerlo qui a tutto schermo, così possiamo vederlo assieme, va bene? Ok, io vi do un quarto d'ora. Ovviamente non andate via dalla diretta, io sono qui
semplicemente spengo, vi lascio allora il testo qui in sovraimpressione. Spengo il microfono così non vi disturbo. Io comunque sono qua. Tanto comunque sono un quarto d'ora di lavoretto autonomo, diciamo. Forse conviene che magari mi chiedete tutto alla fine, cioè magari quando vi accorgete che qualcosa vi sembra problematico, già mentre traducete, magari evidenziatelo in un qualche modo, così poi ne parliamo dopo, va bene? Sono le 12:25, diciamo alle 12:40. Se finite anche prima ditelo pure, tanto basta che accendete il microfono, insomma, va bene? Ok ragazzi, buon lavoro e ci vediamo fra pochi minuti. Scusate ragazze, io devo andare a lavorare, però faccio l'esercizio e poi ve lo mando nella chat, va bene? Va bene, tranquillo, non ti preoccupare. Tanto io starò in diretta magari sul cellulare, vediamo. Va bene, tranquillo, Tano. Ci sentiamo dopo. Va bene. A A dopo. dopo, ciao. Per chi ci sta seguendo in streaming, si è magari appena unito, questo è un breve esercizio che i seminaristi, non so se si può dire seminaristi, stanno svolgendo per applicare le norme ortografiche che abbiamo visto durante questo seminario.
Allora, come procede? Ci siamo più o meno? Vi serve dell'altro tempo? Io lo sto terminando. Ok, quando hai finito me lo dici. Lo stai Ok. scrivendo sulla barra della chat? No, in realtà per il momento l'ho buttato giù così, Ok, quindi man mano lo vado scrivendo. va bene. Allora facciamo che man mano che lo vai scrivendo io lo copio sul documento che lo condivido qui nello schermo. Sì. Ah. Allora. Allora. Ah, no. Mm. Oddio, tanto. Questa, sì. Sì. Eh, il du. No, no. Oddio. Ok. Qua. Vabbè. Ehm,
Se state parlando io non sto... Ah, ok, ok. Se state parlando io non sto sentendo nulla. Allora, io nel frattempo sto copiando. Non so se sta condividendo, vedete,
Cosa vedete? Uno schermo nero? Adesso sì, Non so perché. Un attimo che lo ora ricondivido. no. Adesso dovreste vedere me. Sì. Non so perché non me lo fa più vedere. Adesso lo facciamo, adesso troviamo il modo. Allora, un attimino. Allora, cerchiamo di capire perché non fa più vedere. Mm. Salvo, hai fatto studi di linguistica siciliana? Diciamo che mi sono formato su più che altro perché siccome io studio a Parma e ovviamente a Parma non si fa linguistica siciliana, ma diciamo che linguistica siciliana non si fa da nessuna parte perché fondamentalmente più che altro diciamo che sono cose che vengono affrontate magari a dialettologia all'Università di Palermo, eccetera. Quindi diciamo che mi sono formato più sui materiali accademici, non so, del Centro di Studi Filologici e Linguistici Siciliani, Mhm. sì, principalmente su quelli che sono, direi, i testi accademici riguardanti il siciliano, direi fra i migliori. Sì, Allora, adesso dovreste in teoria vedere il testo. sì. Giusto, lo vedete? Allora, devo dire che a una prima occhiata mi pare molto buono. Sicuramente si nota qualche peculiarità del trapanese che fino a qualche tempo fa in realtà mi era un po' sconosciuta. Perché nel senso, voi dite, come dite avere? Fammelo sentire. Come infinito? Sì, Avere. avere, ma tipo però dunque prima mi dicevi una parola eh, tipo come dite profumo. Profumo. Sciauro, scusami, sciauro. Ok, allora, però noto, allora, innanzitutto, allora, prova a leggermelo tu, leggimelo, allora, innanzitutto dimostrami, dimostrami adesso, non esageriamo, però prova a leggerlo, però ovviamente associandoci la tua pronuncia da trapanese. Ok, faccio solo prima di partire. Vai. Ci sono delle parti in cui io ho scritto tutte e due le opzioni, quindi Sì. ca o chi, Mhm, perché per esempio qui a Trapani il che si dice chi. mhm. Quindi non so in questo caso, attenendomi al siciliano standard, se devo utilizzare ca. Ah, ok, ok. Allora, diciamo che sono abbastanza intercambiabili, nel senso che tipo nel palermitano li senti entrambi, ma senti più K che P. Quindi diciamo che vanno bene tutti e due, ecco. Allora, Allora, in caso per familiarità, magari leggo la mia, dato che la devo leggere con una più o meno cadenza trapanese. certo. Ok, allora, Elisabetta è una picciotta bella e giovane, chi vive a Messina, insieme alle suo frate. I frati sono mercanti e diventarono ricchi per l'eredità do pace. Mhm, allora, facciamo a pezzetti, quindi arriviamo fino a qua per ora. Io aggiungo Sì. la. Ok, allora io ho tutti, dove dicevi circonflesso, li ho tutti sostituiti per comodità, così ce ne abbiamo. Allora, siamo arrivati a pagine? L'eredità do pace, sì. Ok, allora, diciamo che pronunciami dopo giovane, quello che dici dopo giovane. Chi?
Ok, tutto, tipo, fino a frate. Elisabetta è una picciotta bella e giovane, chi vive a Messina insieme le suo frati. Allora, ok, perfetto. Allora, dunque, Elisabetta, io ovviamente poi gli adatto la pronuncia mia palermitana, ad ogni modo, Elisabetta è una parola, allora, è un po' particolare, perché, allora, se noi lo dividiamo in sillabe, abbiamo di, sa, bie, facciamo così. Allora, innanzitutto, diciamo che i nomi, in teoria, quando sono di tipo... Allora, è una questione un po' spinosa quella dei nomi, nel senso che alcuni li lasciano in italiano e altri, quando esistono in siciliano, ovviamente usano la versione in siciliano. Tipo, Elisabetta in siciliano potrebbe Betta. tranquillamente essere Lisabietta, giusto con due B, perché abbiamo detto che B è sempre forte per noi, per cui lo scriviamo tutte le volte, tranne che all'inizio. Poi, allora, il verbo essere, anche questa è una questione un po' spinosa che stiamo cercando di risolvere. Dovremmo decidere se scriverlo con l'apostrofo o con l'accento, perché il E in siciliano è una, diciamo, contrazione di esti che significa capito? Ora, in alcuni dialetti esti si usa ancora, per cui dobbiamo capire, dobbiamo decidere, diciamo, e barra capire se scriverlo così, con l'apostrofo, perché indica una perdita, diciamo, occasionale della sillaba sti, o come hai scritto tu, è con l'accento. Probabilmente si opterà per e con l'accento. E na picciotta, na giusto, senza apostrofo, perché abbiamo detto che cioè, l'articolo, sia, in questo caso sia na, ma anche nu, perde totalmente la U precedente. Picciotta, biedda, lo scriviamo con la... Con i puntini sotto, però ho dimenticato di specificarlo tra parentesi come ho fatto per l'accento circonflesso. Vi aggiungo, quindi Ok. biedda è giovane. Allora, il giovane è un italianismo, diciamo, perché in siciliano avremmo giuvene per giovane. Giuvene, giuvene con gli accenti, cosa facciamo? Lo mettiamo o no? No, Dove cade l'accento? sulla U. Sulla U, quindi non è la... allora, allora, così si legge Giuvini, giusto? Perché noi abbiamo Giuvini, noi li contiamo a partire dalla fine, quindi prima, seconda, così l'accento cade qua. Mentre noi lo mettiamo qui, anche se comunque, come abbiamo detto, in madrelingua gli accenti possono anche tralasciarli, anche perché si dà per scontato che un madrelingua sappia dove cade l'accento. Mhm. Poi vive, anche vivi, diciamo, lo teniamo, diciamo, anche se in realtà in siciliano avremmo campa per vivere, perché vivi così significa beve. A Messina anche qui, siccome l'accento cade su sì, giusto? Non abbiamo, questa è, non può esserci perché passa di, quindi Messina. Poi, questa è un'altra cosa che non abbiamo detto. Insieme, allora, praticamente quando noi abbiamo allora, nelle parole in cui in genere abbiamo in italiano la N e la S, tipo pensare, in siciliano le mettiamo con la Z insieme. Anche qui aggiungiamo l'accento. Molto bene è,
questo molto molto bene, perché la contrazione di AI, AI produce è una monotongazione. Poi esofrati, e poi forse c'è il punto, ok, esofrati. I frati su, molto bene, su, così con l'apostrofo, perché occasionalmente diventa su, perché partiamo noi da sunnu, giusto? In realtà ci sono alcune zone in cui dicono sunnu, qua Esatto, proprio si dice su. Quindi esatto, comunque pensando che deriva da sunno, allora ho pensato comunque di mettere l'apostrofo perché denota la perdita della parte finale del verbo. esatto, una perdita però occasionale, quindi va benissimo così. I frati sono miccanti e a diventare ricchi, quell'eredità pace. Allora, a diventare perfetto, perché giustamente diventare in italiano alla D, quindi anche noi giustamente, essendo a diventare una parola con radicale, teniamo la doppia D semplice. Ricchi, molto bene, senza il raddoppiamento della R all'inizio, per l'eredità del padre. Questa qua è una cosa un po' No, no, tipica, avevo scritto il complesso, no, senza, senza. senza, P, solo P, così. Sì, Avevo perfetto. scritto il complesso. Come? Sì, Ah, vabbè, no, errore, no, niente, errore mio. tranquilla. Poi, per l'eredità del padre, allora anche la parola eredità è un po' problematica, nel senso che se dobbiamo adattarla in siciliano, allora eredità, onestamente questo non te lo so dire, nel senso che possiamo metterlo magari da asterischi, perché non mi ricordo esattamente qual è la parola in siciliano per eredità, perché non è una parola molto comune, però comunque andrò a verificare. Quindi nel caso potrebbe essere, lo mettiamo sempre qui, oppure no, pariritate, l'eredità del padre, pace, perfetto. Elisabetta, abbiamo visto prima, Puru è una birra picciata, anche qui aggiungiamo la, se me lo fa fare, una birra picciata, ancora questo qui, La che cosa? negazione, la Ci manca, negazione, ci manca un pezzettino, cosa mettiamo? apostrofo, Apostrofo prima o dopo? prima, Prima, apostrofo perché? 1. Esatto, perché è una contrazione di nun, che però è una contrazione, diciamo, un po' incostante, cioè occasionale, perché per esempio se, che esempio, vediamo nel messinese, non lo so, loro dicono no sacciu, quindi tengono proprio solo la N iniziale loro, della contrazione. Allora, che non si è ancora sposata, quindi che non si è sposata, un sammaritato. Ora, questo qui è una cosa che non vi ho spiegato, quindi giustamente, allora, un sammaritato, allora, sammaritato A è una contrazione di ave, un save maritato, giusto? Quindi A Quindi, con, scriviamo A con l'accento con e il l'apostrofo. circomplesso, Come? con l'accento. No, aspetta, ti faccio vedere in basso perché avi, scusa, allora, avi, giusto, perdevi, però in una cosa occasionale, quindi rimane a, giusto? Quindi per indicare che è una perdita occasionale aggiungiamo l'apostrofo. È più chiaro? No, cioè sì, però il mio dubbio era, considerato che si tratta di una contrazione, io per Ah, esempio Avi l'avevo scritto con l'accento circomplesso, però a sto punto, dato che Avi ha l'accento sulla A, magari già mhm. il fatto che ci sia la presenza di un accento esclude il circomplesso. Allora, il circonflesso si usa col verbo avere, è vero, ma
In questo caso, allora, si usa l'accento circonflesso col verbo avere quando è una contrazione di avere a. Tipo, Ah, se tu devi ok. dire lui deve studiare, giusto? Uguale. Io ave a studiare. Questo ave a che cosa fa? Si contrae e diventa. Allora, giustamente a rigor di logica tu diresti così, giusto? Sì, Però così si confonde con la preposizione articolata, alla. sì. Quindi mettiamo l'H. Ah, ok. Io spero che non sia molto complicato, in realtà è più una cosa da prenderci la mano, ecco. Che. No, 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 era giusto, No, no, ma avevo ci sta, è notato giusto, soltanto cioè questo, figurati. perché avevo a, diciamo, mi ero concentrata piuttosto sul verbo avere, quindi Ah, non capivo perché in questa situazione, cioè più che altro avrei giustificato l'assenza del circonflesso perché già avevi, sulla A, c'è scritto l'accento, quindi ho pensato mhm, non c'è questo passaggio da un accento all'altro. ci sta. Quindi, ma presto, quindi maritato perfetto, perché non abbiamo rappresentato il raddoppiamento nella M, ma presto si innamora dell'aiutante di frate, che si chiama Lorenzo. Ok, quindi ma presto. Allora, questo è un po', diciamo, allora diciamo che Innamora forse. innamorarsi è, è un italianismo, cioè un verbo che noi abbiamo preso dall'italiano. Possiamo scriverlo così, oppure possiamo metterlo così. Queste sono ancora cose, perché io tra l'altro non vi ho detto che alcune delle strategie che io vi sto proponendo non sono ancora sul documento ufficiale, ma sono strategie che probabilmente verranno adottate, per cui comunque cioè nel senso io ve le sto anticipando, ecco. Quindi si innamora, re, molto bene, un aiutante, questo molto bene, perché nu aiutante, e tu giustamente hai messo l'apostrofo, dei frati, dei fratelli, K o P, si chiama Lorenzo, però Lorenzo esiste la versione in siciliana, che è, la sai? La Rienzo. Ah no, questo no. Upicciotto fa mm, mm, mm. Fabiriri. Vidiri, fa vidiri, Vidiri, giusto, vidiri. vidiri, allora, subito, anche qui c'è una B, giusto? Subito. Subito, perfetto. Subito, ravire, oppure avvedere ca o chi ave, Avi. istis sentimenti dell'Elisabetta. Elisabetta. Nasira, però, questo però è un po' problematico anche questo, però o Pirò, diciamo, uno dei due. Mm. Uno dei frati viene a sapere o sapiscere, questo venire a sapiscere è una cosa un po' particolare. Sapiscere, nel caso viene a sapere, io vengo a sapiscio, forse è meglio mettere viene a sapere da relazione, non lo so. Tu cosa ne pensi? Sì, 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 Forse sì. da Da, del, col della circonflesso, ecco, appunto. relazione, allora anche relazione ha un suono che noi scriviamo doppio, che è Relazione. esatto, Sì. Sì. la relazione.
ripicciotti quando a mattina due ni. Allora, questo è una cosa importante, ecco, perché questo non ve l'ho spiegato. Allora, ni uguale ci a noi. Ah, giusto. Ni e invece ne, perché viene dal latino inde, capito? Quindi prima cade la i e rimane in de, poi ovviamente il vocalismo si adatta e rimane in di, e poi in d si assimila in ni, giusto? Sì. Quindi si parla, tu dici parla o parla? Parla. Quindi proprio parla, come l'hai scritto. Sì. Ok, questo diciamo è una versione non standard. Addirittura usiamo palla, ma non parra, non con la doppia R, ma con la doppia L. Palla. Quindi diciamo che è una R un po' camuffata. Sì. Che c'è, ma non è esattamente una R, ma non è esattamente una L. Esatto, sì, si vede che evidentemente c'è un'evoluzione in corso. Lo standard, il verbo parlare è un'eccezione. Prevedrebbe parlare. Parla o balla sono dei, diciamo, non standard, ecco. Poi parla con l'auge, cura. Circonflesso o no? Col circonflesso, come me lo traduci Q? No, senza circonflesso. Senza, perfetto. Io mi sono perso, ok. Lauge. Anzi, qua, allora, qui abbiamo la doppia possibilità, perché possiamo scriverli staccati, ma anche attaccati sull'auge. Tutti insieme. Che sta succedendo fuori? Scusate, ma non è il programma, diciamo. Irene ripare finta di niente, molto bene, ed ammazzarlo perché la Renzo un noide, molto bene comunque, e una vriuagna. Allora vriuagna com'è in italiano? Vergogna. Cosa c'è di più in italiano? In italiano c'è una cosa in più nella pronuncia rispetto al nostro siciliano. In più. Vri? Ah, la G. Sì. Quindi questo è un caso di G per due vocali che noi la scriviamo, però non la leggiamo. Quindi anch'io dico, per esempio, a Palermo vriuagna. Ma per questa G che si scrive ma che non si legge, c'è una scrittura particolare? Che per esempio in turco c'è la G con l'accento, diciamo, lo scrivo pure io senza post-it, diciamo così. Aspetta, che non ti sto vedendo. Vediamo. Aspetta che... Ah, ok, ho capito. Un pochettino meglio, come per esempio, con esempio pratico, Erdogan, c'è la G ma non si legge, quindi mi chiedevo se in siciliano ci fosse una cosa del genere per evitare allora, ci avevamo pensato. errori di lettura più che altro. Allora, io ti dico, ci avevamo pensato. Il problema è che, come ad esempio, avevamo fatto un altro esempio, aspetta che in questo momento mi è passato di mente. Carussi, mi sentite? Sì. Sì.
Sono tornato e ho fatto... Scusate il disturbo. Ho fatto l'esercizio e quindi ve l'ho mandato. Magari ne potete anche dare un'occhiata, va bene? Va bene. O nel caso ci do un'occhiata io e poi te lo mando? Sì, va bene, va bene. Ma il fatto è Perfetto. che io ora vi devo lasciare, devo andare al lavoro, quindi non sarò Vai, più vai, presente. tranquillo, non ti preoccupare. Ma mi puoi magari farmi un messaggio, magari, non lo so. Sì, 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 me lo salvo e te lo guardo io, tranquillo. Grazie, grazie, è stato veramente bello. Spero che lo si rifaccia. Grazie, ti saluto, Tano. Saluti a Ciao, tutti, ciao ciao. 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 Allora, eh, stavamo dicendo... Ah, Della sì, ecco, Frigonia, Bologna. eh, c'è un altro caso, se non sbaglio, che avevamo detto di lettera. Io per esempio avevo suggerito in base a quello che avevi scritto tu, che era Magaria, Maria, Eh, a me era venuto in mente Baria. Baria, ecco, Baria, il titolo del film è in realtà proprio scritto in bagherese, perché in siciliano, secondo queste regole, dovremmo scrivere Bagaria e pronunciare Baria. Ma ti dico, il fatto che abbiamo scelto una G più neutra, cioè senza diacritici, eccetera, perché alcuni dialetti la pronunciano ancora, capito? Quindi, che tra l'altro non la pronunciano neanche come quella italiana, g, ma come g, quindi Vrigogna, non Vrigogna, Vrigogna, capito? Capito? Quindi, insomma, questo è uno dei casi in cui bisogna stare un po' più sul generale, ecco. Pasuero, quindi, è per tutta la famiglia. Molto bene il fatto che tu sei di Trapani, giusto? Ma a Trapani non avete in genere gli articoli completi, cioè No, la Lilu, no? Ok, a Trapani perché no, però per esempio nella zona di Mazzara, ce l'hanno. per esempio io se dovessi dire per la sorella, ecco, io direi Pasoro. Mhm. Ad Alcamo, a Mazzara del Vallo, dicono P la Soro. Esatto, là è una versione un po' più arcaica. Noi tra l'altro è un fenomeno che abbiamo mappato, gli articoli completi, cioè l'ulla lì, sono quasi scomparsi praticamente nei dialetti siciliani, la maggior parte sono U, A e I. Per cui teniamo l'U, La e Li come versioni più eleganti degli articoli, quindi poi dipende anche lì dal tipo di testo che stai scrivendo. Se magari stai scrivendo un romanzo, puoi anche scegliere di usare gli articoli Lu, La e Li, che sono un po' più formali, ecco. Fanno parte anche della nostra tradizione musicale, per dire. Sì. Quindi Pasuoro è per tutta famiglia. A così, un in brava, i tre poittano, allora, possiamo volendo mettere l'accento sulla O, volendo, perché col fatto che la E e la O sono sempre toniche, in teoria possono anche non avere l'accento grafico, però per comodità, sai, soprattutto per gli stranieri, può essere utile. Portano, aspetta, sto pensando, Larenzo, Poittano, Larenzo. Poittano alla Rienzo, Ah, ok. giusto? Perché noi Giusto. abbiamo Sì, il sì, 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 complemento giusto, giusto. oggetto con la preposizione. Ora città o citate, l'ammazzano Uevicano, che bello. Cioè, è un bel verbo, non lo conoscevo. Cioè, non Io con- avevo scritto anche come alternativa l'uso seppelliscino, però seppelliscino magari è più italianizzato. No, no, ecco, infatti, Ehm, oppure c'è con Uivicare. Allora, Uivicano, allora, questa è una cosa un po' particolare. Me lo pronunci? L'uorvecano, Quindi tu, ma o- tu proprio come lo dici? orvecano. Ah, quindi proprio non assimili, li tieni separati. Sì,
Ma quindi dici anche porta invece di potta? Sì. Ah, ok, ah, perfetto. Quindi tu hai, diciamo, una corrispondenza fra lo scritto e il parlato. Allora, orbicano orbicano, perché alcuni dialetti praticamente trasformano V in B. Ci aggiungo l'accento, orbicano, oppure c'è anche il verbo vrulicare. Ru. Vru, vrulicano, Ru. Ah, vrulicano. Duo, K, in città. Questa è una cosa tipica di Trapani, mi sa. Comunque, anche qui, come vedi, avevo il dubbio, lo io so, ce l'hanno in... direi, no, no, hai direi così. ragione. Ce l'hanno in molti. Noi teniamo le lettere, cioè le parole staccate, così sono meglio identificabili. Sì, è Twinarum, vero. città, molto bene, la preposizione in con l'apostrofo. Ricino, Kaki, Umannaru, lontano, o lu. Lumannaru dici tu o Umannaru? Dipende, ma infatti ogni tanto mi chiedo perché qualche volta mi esca Lu Mannaro, U Mannaro. Per Dipende da... me in questo caso è un po' intercambiabile per quanto riguarda l'uso che ne faccio io. Mhm. Comunque l'U o U, Perché per insomma. esempio se dovessi dire chi, dicino chi Lu Mannaro, perché sempre per Mm. quella storia che magari due vocali insieme non funzionano, verrebbe dicino chi Umannaro. Ehm, Eh. non lo so, forse tipo la L dipende, per questo tipo è un po' l'U e un po' U, perché dipende da cosa c'è prima. Quindi Sì, considerato che sicuramente. sono poche le situazioni in cui la parola prima termina con una consonante, allora si utilizza l'U per spezzare questo suono vocalico continuo, chi U, mannaro. Però Può diciamo essere, che è possibile. li uso un po' tutti e due. Sì, sì, certo, poi dipende un po'. Comunque, io ti consiglio nel caso magari, a seconda di quello che scrivi, di scegliere magari una versione, perché comunque sì, gli articoli e questi tipi di pronomi personali hanno la stessa origine, capito? Quindi Sì. magari, non lo so, per convenzione scegli uno dei due, cioè magari lui in questo caso c'è la versione con la L. Quindi, Kau Mannaru Lontano, allora, per qualche... Allora, questo è un caso di assimilazione, quarchi, che però leggiamo quacchi. Quacchi, Qua. sì, allora, io direi servizio come Ah, non noi a Trapani standard. Sibizzo, quello diciamo che stai mettendo tra parentesi, Sibizzo. Mhm, Poi ho messo anche Sirbizzo perché comunque la mia mente ha ricordato che esiste anche questo, anche se qua a Trapani non si usa. esatto. Quindi, siccome chissà, allora, chissà o chista? Noi diciamo chissà. Ma chista non lo usate mai con ST? No, no. No? E Ok, manco quindi... visto, no. Allora, No, suona pure male. chissà è una... Allora, siccome chissà è una cosa che... Allora, Chissà spisso. siccome chissà... Allora, perché chissà... Allora, in standard corrisponderebbe a codesto. Quindi ci sta, dai, ci sta anche chissà, sì, sì. Siccome chissà è una cosa che ti fanno spesso, l'augi... Allora, l'augi mettiamo l'accento perché è un dittongo tonico, capito? Mentre tipo, qui ho sbagliato. Se tipo, vedi che avevo messo per sbaglio la Rienzo qua con la AU. Sì, 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 sì. Là. Questo è un dittongo atono, però quindi invece di AU si pronuncia A perché non è tonico. Qui siccome Mhm. è tonico ci mettiamo l'accento. Ci credono e qua ci mettiamo una bella doppia C. Anche qui Sì, facciamo, distinguiamo C quindi da il C di noi è il I C, a lui, C
nel senso di C di luogo. Tipo Esatto, locativo. Ok. esempio, ci su, ci atti. Ok. Ok. Sto pensando per quanto riguarda Augi, Mm. noi non lo diciamo, però si può anche dire l'Avugi con la V. Allora, anche a Palermo noi Avugi. diciamo Avuci. Eh, Diciamo che questo è più un non standard, cioè, ovviamente se lo scrivi non è che è sbagliato, però è più, diciamo che è un'evoluzione un po' successiva la nostra, perché al passa ad au e poi noi ci mettiamo in mezzo questo suono V, Avuci, forse per non farlo dittongare, sì. per non farlo diventare otri praticamente. Ah, ok. Ok. Ok, io direi che è molto bene, nel senso che comunque, come vedi, è una cosa che c'è soltanto da prenderci la mano. Questo me lo salvo, Sì, tra alla fine l'altro. sì, perché per esempio il discorso degli accenti circonflessi, anche se comunque ho capito la dinamica come e altre cose alle quali non avevo mai pensato, ma semplicemente perché il siciliano non lo scrivo, ma lo parlo. Certo. Quindi era una cosa sulla quale non mi ero mai soffermata, però sì, alla fine un po' di pratica di qua e di là, alla fine Sì, 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 si assimila. dovrebbero esserci sempre meno problemi. Esatto. Molto bene, io direi che dopo 3 ore e mezza di lezione è stata tosta, o no, non lo so, com'è stata? No, Tosta no, alcune cose io ti ripeto non le conoscevo, quindi diciamo che sotto questo punto di vista mi sono arricchita. O comunque è stato anche un confronto, specialmente per quanto riguarda la correzione del testo, quindi per vedere com'è la versione standard, la versione di Trapani o la versione palermitana, quindi Mm. è sempre un confronto, è sempre positivo. Esatto. Io direi che possiamo concludere, così andiamo tutti a pranzare. Spero che insomma che abbiate apprezzato. Quando trovo la finestra, ok. Spero che abbiate apprezzato. Aspetta, faccio l'ultimo annuncio che condivido. Allora, perché comunque, nel senso, visto che non è, diciamo che io, come sapete, io non sono uno solo, faccio, diciamo, questo non solo a voi, soprattutto più che altro a chi guarderà poi. Come sapete, l'Accademia Siciliana è attiva dal 2016, siamo una non profit, siamo tutti volontari, per cui nessuno di noi guadagna nulla, ma tutte le donazioni che riceviamo le impieghiamo nella creazione di materiali didattici, nello sviluppo dei nostri vari progetti, per cui se qualcuno ha seguito questo seminario ed è riuscito ad arrivare in fondo, se volete potete supportarci attraverso una donazione dell'importo che preferite. Trovate tutte le informazioni sul nostro sito, potete anche contattarci all'indirizzo email, ci trovate sui social, su Facebook, Twitter, Instagram, dovunque. Abbiamo anche un gruppo WhatsApp. Inoltre siamo sempre alla ricerca di collaboratori, di persone che vogliano collaborare con noi per salvaguardare la lingua, e quindi semplicemente questo considerate di magari, cioè, tenete in considerazione queste possibilità. Questa informazione. Io direi che possiamo concludere. Vi ringrazio di avermi sopportato. Direi che Ma ci eventualmente le possiamo. correzioni del testo di quel Sì, ragazzo sì, le ho verranno... copiate. Ho copiato il testo così poi glielo mando. Ah, ok, ok. Sì, perché poi qua chiudendo si perde. Perfetto, ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio. Non so, chiunque voglia, se vorrete, non lo so, lavorare anche con noi, insomma, vedrete un po' voi.
Va Va bene? bene, grazie mille. Io vi ringrazio e vi auguro una buona giornata. Grazie Arrivederci. anche a te. Ciao. Ciao.